Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta straordinaria per raccontarvi quanto successo nella notte nel Veronese con un'esplosione violentissima a Castel d'Azzano. Siamo nella provincia quindi scaligera, un'esplosione durante uno sgombero di una famiglia, 3 fratelli, 2 maschi, una femmina. Sono morti 3 carabinieri, ben 15 i feriti, sono stati fermati e arrestati 2 fratelli, un terzo è attualmente in fuga. Una vicenda davvero sconcertante. In questi minuti stanno arrivando diverse note di cordoglio da parte del mondo politico istituzionale. C'è innanzitutto lo shock dell'Arma dei Carabinieri per un dramma che è ancora da chiarire in tutti i suoi aspetti. Quello che è certo è che era stata organizzata un'operazione di sgombero nei confronti di questa famiglia che viveva in questo casolare. Non era la prima volta, si trattava di un'operazione complessa, molto complessa, però nessuno probabilmente pensava che si sarebbe arrivati a tanto, ad una esplosione innescata nel cuore della notte. I primi testimoni parlano di un boato tremendo che è stato udito in tutte le vicinanze, lo possiamo vedere anche dall'arena .it. Insomma, parliamo di una tragedia costata la vita a 3 militari che stavano prestando il loro servizio. Ci sono i nomi, ve li darò fra pochissimo, parleremo di loro, parleremo di questo loro gesto, parleremo delle loro vite, parleremo del cordoglio dell'Arma e non solo. È collegata con me al telefono, sta raggiungendo il casolare la nostra Valentina Visentin. Con lei poi ci saranno Francesco Ratai, Cristian Roque Alende, Daniela Sizia, Edoardo Paris. Vi racconteremo questa notte tragica, davvero tragica. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, noi manca poco e poi raggiungeremo via San Martino a Castel d'Azzano, dove nella notte c'è stato il boato che ha completamente distrutto questo casolare di campagna. Il bilancio purtroppo è drammatico: 3 carabinieri deceduti, 12 feriti tra le forze dell'ordine. Si tratta di militari dell'Arma, 12 carabinieri e anche 7 vigili del fuoco con escoriazioni che sono al momento in ospedale per le cure. La casa dove vivevano i 3 fratelli, Franco, Luisa e Dino Ramponi, è completamente saltata in aria, era satura di gas e appena i vigili del fuoco e i carabinieri hanno aperto la porta è esplosa con un'ondata di fiamme e fuoco, un'ondata d'urto che ha travolto i militari e i vigili del fuoco. Pensate che il corpo di un carabiniere è stato estratto dalle macerie dopo mezz'ora di lavoro, nonostante ci fosse sul posto il SUAM che era in appoggio, perché quando avvengono queste operazioni di sgombero c'è sempre un'ambulanza in appoggio alle forze dell'ordine. Nonostante i soccorsi fossero già lì sul posto, purtroppo per i 3 carabinieri non c'è stato nulla da fare. Si tratta di 3 carabinieri di Padova e Mestre, 2 appartenenti alle API che sono le aliquote di pronto intervento di Padova e uno del SOS di Mestre. Sono reparti speciali che vanno in appoggio quando ci sono queste situazioni molto delicate come lo sgombero o persone barricate in casa, quindi militari esperti e preparati a questo tipo di situazioni. Il cordoglio del ministro della difesa Guido Crosetto, che ha fornito i nomi delle 3 vittime, adesso ve li comunichiamo perché purtroppo insomma c'è il cordoglio, certo. Della comandante Valentina, dei vigili del fuoco. Sì. Valentina, li do io sì. per tua comodità, perché appunto Grazie. immagino tu sia in condizioni disagevoli e stai arrivando sul posto. Certo.
quello che si può dire già è che comunque la situazione dove sono intervenuti oggi i carabinieri, i vigili del fuoco, era una situazione molto delicata e già un anno fa uno dei 3 fratelli aveva riempito con il gas la casa impedendo un primo tentativo di sgombero. Questo accadeva nell'ottobre del 2004, mentre nel novembre del 2004 2 fratelli erano saliti sul tetto della stalla sempre per evitare lo sfratto che era richiesto dal tribunale per un debito non onorato con la banca. Queste sono le prime informazioni che abbiamo, ovviamente poi quando raggiungeremo il luogo avremo anche più dettagli su questa tragedia. Tra l'altro, ecco, resta con me Valentina, ma qui ci sono già degli articoli di giornale dell'epoca che raccontano di una vicenda complessa. L'ufficiale giudiziaria tornerà tra 7 giorni e stavolta temo che ci toccherà andare via, metteva quel giorno Franco. L'azienda è stata divisa dal giudice che segue la nostra causa da circa 5 anni in 3 lotti. Il primo... anche che ci sia un dissidio tra i 3 fratelli, perché uno dei 3 fratelli avrebbe firmato con la banca questo debito, questo prestito, con il nome dell'altro fratello proprietario dell'azienda, di qui la necessità appunto di sgomberare questi 2 fratelli che vivevano all'interno di questo casolare. Ricordiamo che 2 fratelli sono già stati fermati dai carabinieri, mentre un terzo non è ancora stato trovato e si dice sia in fuga. Sono tutti i 3 comunque sopravvissuti all'esplosione. Immagino che si cerchi questo terzo soggetto, questo terzo fratello un po' in tutta la zona, potrebbe essere vicino. Ci sono delle indicazioni o ogni strada è aperta, Valentina, che tu sappia? Al momento credo sì che stiano cercando in zona. Quel che è certo è che la sorella è stata bloccata e uno dei 2 fratelli, non sappiamo ancora quale dei 2, si presume quello che che abitava con lei nel casolare, però sono ovviamente prime informazioni. Ecco, la gravità dei feriti, che tu sappia, di queste 15 persone? Allora, per quanto riguarda i 7 vigili del fuoco, fortunatamente sono feriti lievi perché hanno delle scoriazioni e quindi sono ovviamente in ospedale per le prime cure del caso. Sembra che invece tra i militari ci siano dei feriti più gravi. Quindi anche qui è tutto in evoluzione. Allora vi do lettura della... Ci sono 3 codici rossi tra i militari. Secondo quanto ha riferito il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ci sarebbero 19 ricoverati in codice verde, 3 in codice giallo e 3 in codice rosso, e i 3 in codice rosso dovrebbero essere 3 carabinieri. 3 carabinieri. Allora io vi do lettura, se puoi Valentina restare con me, vi do lettura della nota del Ministro della Difesa Guido Crosetto. L'Arma dei Carabinieri, lo ricordo, dipende dal Ministero della Difesa. Con immenso dolore ho appreso questa mattina della tragica scomparsa di 3 carabinieri caduti in servizio a Casteldazzano, travolti da un'esplosione durante un'operazione di sgombero. Desidero rendere onore alla memoria del luogotenente carica speciale Marco Piffari, del carabiniere scelto Davide Bernardello e del brigadiere capo qualifica speciale Valerio Dapra, che hanno sacrificato la propria vita compiendo fino all'ultimo il loro dovere al servizio del Paese. Così il Ministro Crosetto in una nota. Riesco a farvi vedere anche il maresciallo, ecco, il maresciallo Piffari, bresciano, in servizio alla SOS di Mestre, squadra operativa speciale. Era stato maresciallo anche a Zero Branco. Qualcuno che lo ricorda sicuramente c'è, mi fanno sapere anche da Zero Branco, quindi fra poco tenteremo anche di collegarci con il sindaco di Zero Branco Luca Durighetto, proviamo anche, chiedo a Francesca Pezzo dalla regia, proveremo poi anche il comandante Claudio D'Angelo, che si occupa proprio in quella zona di temi della sicurezza e di rapporti anche con l'arma, rapporti con l'arma dei carabinieri. Scusate se distolgo lo sguardo dalla telecamera, ma come potete
immaginare è tutto in progress, tutto in evoluzione. Stiamo tentando di contattare anche Luca Zaia, che in un lungo post su Facebook dice: tutto il Veneto rende onore alla memoria del luogotenente carica speciale Piffari, del carabiniere scelto Davide Bernardello, del brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprai, 3 militari dell'Arma deceduti stanotte nell'esplosione del casolare da sgomberare a Castella d'Azzano, Verona. Segue l'evolversi delle condizioni dei feriti in cura negli ospedali veronesi per ferite da scoppio. Dalle prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita, 19 sono ricoverati in codice verde, 3 in codice giallo, 3 in codice rosso, come per l'appunto ci diceva la nostra Valentina. Rinnovo la mia vicinanza a nome di tutti i veneti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco che anche oggi, come ogni giorno, hanno messo a rischio la propria vita nel servizio della comunità. Chiaramente tutte le prime pagine dei giornali, le home page sono concentrate su questa tragedia, su questo evento, così il Gazzettino.it: esplosione durante lo sgombero, uccide 3 carabinieri, e c'è il ritratto delle vittime. C'è Luca Zaia al telefono? Buongiorno. Presidente, buongiorno, anche se è un cattivo giorno per il Veneto che si sveglia sotto shock per questa notizia, Presidente. Un'autentica tragedia, un bollettino di guerra, 3 carabinieri morti, almeno 19 persone che comunque hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari, tra i quali 3 codici verdi e 3 gialli. È tutto nato da una roba che sembra quasi un set cinematografico, ma di una tragedia unica. Se pensa a questo bollettino di guerra, nasce dal fatto che 3 fratelli, 2 maschi e una femmina, 60enni, barricati in casa, già un anno fa avevano minacciato di farsi saltare in aria con l'ufficiale giudiziario durante lo sfratto, e questa volta l'hanno fatto, hanno riempito la casa di gas. Sembra sia stata la sorella, da quello che si legge, ma comunque sempre alla presenza degli altri, ed è accaduto l'inverosimile, l'impensabile. C'erano le forze speciali dei carabinieri, c'erano aliquote della polizia, i vigili del fuoco, e questa dava anche una dimensione comunque dello sfratto problematico. Tanto è vero che il procuratore della Repubblica, il dottor Tito, ha detto che si sarebbero anche aspettati magari di trovare qualche molotov. La verità è che all'apertura della porta c'è stata l'esplosione peraltro che si è sentita a 5 km di distanza, e tra i feriti ci sono anche 2 dei fratelli, la donna è un maschio e l'altro fratello è fuggitivo. Immagino che lo abbiano già arrestato o lo stiano per arrestarlo, adesso non ho notizie se sia già stato fermato. Resta un sacrificio, qualcuno lo ha già definito così e non potrebbe essere altrimenti. Presidente Zaia, tra l'altro il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, accompagnato dal Capo della Polizia Vittorio Pisani, sta andando al Comando Generale dei Carabinieri a Roma. Il Ministro Piantedosi incontrerà il Comandante Generale Salvatore Luongo dopo l'esplosione nel Veronese. C'è appunto il cordoglio del Ministro della Difesa, sì, certo. Crosetto, chiaramente ci sono poi le note dei Vigili del Fuoco e quant'altro. Ecco, sacrificio è una parola che può essere utilizzata questa, Presidente. Guarda, il sacrificio, questa è una carneficina, sono stati uccisi questi 3 ragazzi, sono 3 carabinieri delle forze speciali peraltro, ed è una situazione che è di una gravità unica, inaudita. Il Veneto non avrebbe mai pensato che nelle sue pagine di storia di doversi trovare a scrivere una pagina così terribile. Ripeto, un bollettino di guerra, vanno le mie condoglianze che ho già fatto ai familiari e a tutte le persone che hanno voluto bene i 3 carabinieri, e ovviamente al Corpo dell'Arma dei Carabinieri che ha subito questa perdita, questa grave perdita. Le chiedo chiaramente
restiamo sulla vicenda, ma una considerazione più generale sul grado di sicurezza nel quale operano le nostre forze dell'ordine. Sono sufficientemente tutelati, Presidente Zaia, nel loro operare quotidiano? Guardi, si fa fatica a fare una riflessione di questo genere, soprattutto in un momento come questo. Valutiamo questa situazione è stata affrontata da professionisti, dopodiché in tutti i lavori purtroppo ci può essere una variante imprevedibile, la variante della follia, della delinquenza che si sono trovati ad affrontare, di gente che ha riempito la casa di gas, inaspettata ed è una situazione assolutamente drammatica, perdere la vita in questa maniera veramente non si riesce a dare una spiegazione. Guardi, io sono in piedi da poco dopo l'accaduto è avvenuto alle 3:15 di questa notte, e devo dire che le notizie all'inizio mi sembravano quasi inverosimili. Ho detto sicuramente c'è qualche errore, poi pian piano ho preso errore nel senso nel trasmettermi le informazioni, poi pian piano ho preso sempre più piede fino al momento nel quale il dottor Bravi mi ha detto abbiamo i corpi di 3 carabinieri in ospedale. Presidente Zaia, ci saranno dei passaggi formali da parte della Regione, lutto regionale, ci sarà qualche iniziativa? È prematuro? Non sono in grado di anticiparle niente, ma di certo è il minimo fare il lutto regionale, di questo ne ho già parlato con i miei collaboratori, e quindi per noi è lutto regionale, dopodiché vedremo di capire come stabilirlo e come farlo. Ma immagino che ci sarà anche un provvedimento nazionale rispetto a questo, quindi attendiamo anche per coordinarci per tutto questo. Lei intanto, in conclusione, manda il suo cordoglio, il suo abbraccio all'Arma dei Carabinieri, certo, e ai familiari di queste 3 vittime. Sì, l'ho fatto in più occasioni questa mattina, e mando un abbraccio ai familiari, il cordoglio non solo mio ma di tutti i veneti, siamo tutti scioccati da quello che è accaduto, e la mia vicinanza e il mio cordoglio anche al corpo dei carabinieri. Presidente Zaia, grazie davvero per queste sue riflessioni, per la sua vicinanza all'Arma dei Carabinieri, e grazie al Presidente della Regione del Veneto che, come avete sentito, sta seguendo passo passo l'evoluzione di questa tragedia. C'è un terzo soggetto al momento in fuga, uno di questi 3 fratelli che occupavano, che vivevano. Il condizionale in questo momento è d'obbligo, perché potete immaginare la delicatezza anche nel ricostruire una tale vicenda in un momento così concitato e così tragico. Antonio Tajani, il Ministro degli Esteri, dice: sono profondamente addolorato per la morte di 3 carabinieri causata da un'esplosione durante l'adempimento del loro dovere. Qui torna la parola che abbiamo usato poc'anzi, sacrificio. Lo ha scritto su X il Ministro degli Esteri Tajani a proposito della deflagrazione nella Veronese. Ho telefonato al Comandante Generale Luongo per esprimere le mie condoglianze a tutta l'Arma dei Carabinieri e ai familiari delle vittime. Prego per la salute di tutti i feriti, tra cui ci sono anche agenti della Polizia di Stato e vigili del fuoco, ha aggiunto Tajani. Poi vi potrei dare anche le dichiarazioni. Mi dicono però che c'è una telefonata. Francesca, non c'è al momento una telefonata, allora ci stiamo mettendo in contatto, stiamo tentando di metterci in contatto con il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto, perché appunto pare che questo carabiniere che vedete in foto abbia prestato servizio per un lungo periodo a Zero Branco. Si tratta del maresciallo Marco Piffari, bresciano, in servizio al SOS di Mestre, squadra operativa speciale, che è stato maresciallo a Zero Branco. Quindi vedete poi
come sia coinvolto tutto il Veneto in questa scia di dolore. Ci sono le parole anche, e magari lo sentiremo fra poco, di Alberto Stefani, candidato presidente del Veneto per il centrodestra: cordoglio per vittime, Veneto è in lutto. Esprimo il più profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Castell'Azzano, che ha causato la morte di 3 carabinieri e il ferimento di 13 persone, fra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco. Il Veneto è in lutto, lo dichiara appunto Alberto Stefani, segretario della Lega Veneta. Alle famiglie delle vittime, agli amici e ai colleghi, le più sentite condoglianze. Quanto accaduto è inaccettabile, chi serve lo Stato non può morire così. Sono certo che gli inquirenti faranno al più presto chiarezza sulla dinamica di questa tragedia e che eventuali responsabili pagheranno per i loro crimini senza sconti. Serve un impegno delle istituzioni a tutti i livelli anche per il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza in dotazione all'Arma dei Carabinieri e a tutte le forze dell'ordine, conclude Stefani. Ho già contattato il sindaco di Castell'Azzano, Elena Guadagnini, per esprimere la mia vicinanza. Ci sono poi le parole del segretario del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella: profondo dolore per la tragedia di Castell'Azzano. Martella che dice: siamo profondamente addolorati per il grave episodio avvenuto nel Veronese. Gli organi inquirenti chiariranno le dinamiche di questa terribile esplosione scoppiata durante le operazioni di sgombero di un immobile, ma resta il profondo dolore per la perdita di questi nostri servitori dello Stato. All'Arma dei Carabinieri e ai familiari delle vittime, prosegue Martella, giunga il cordoglio sincero del Partito Democratico. Ancora una volta dobbiamo esprimere la nostra profonda gratitudine agli uomini e alle donne in divisa che ogni giorno con coraggio e spirito di servizio garantiscono la nostra sicurezza anche a costo di grandi sacrifici personali. Vi mostro poi altri frammenti di questa giornata. Allora, è tutto chiaramente in progress, quindi mi scuso con voi telespettatrici, telespettatori, ma stanno confluendo diverse notizie in redazione. Sul posto si stanno recando per noi Valentina Visentin con Cristian Roque Alende, Francesco Ratai, Daniela Sizia con Edoardo Paris. Ecco, l'arena.it dà questo aggiornamento. Prima il presidente Zaia aveva adottato una formula dubitativa, segno che qualcosa stava accadendo. Ebbene, arrestati i 2 fratelli, catturato il terzo. Possiamo vederlo dall'arena.it. È importante questo aggiornamento perché non c'è più nessun soggetto in fuga, quindi i possibili, utilizziamo questo termine, responsabili al momento sono tutti fermati. 2 fratelli sessantenni fermati dai carabinieri, un terzo ricercato e catturato, e quindi questo è lo stato dell'arte. Una fiammata, l'albero di fronte alla casa che prende fuoco, le esplosioni, i pezzi di muro che volano ovunque. Questa è la testimonianza di uno dei primi operatori sul posto questa mattina per lo sgombero della casa dei fratelli Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi a Castell'Azzano in via San Martino. A causa di questa esplosione 3 carabinieri sono morti e 15 persone tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimaste ferite. Questo l'incipit dell'articolo sull'arena.it, sull'home page del giornale cittadino. Mi dicono che c'è una telefonata, grazie Francesca Pezzo, vediamo un attimo, arrivo subito. Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto, buongiorno Martella. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Dicevamo, una giornata dolorosa, un risveglio amaro per il Veneto che interroga anche sull'operato quotidiano delle forze di polizia, delle forze dell'ordine. Sì, un risveglio che non avremmo voluto avere e che causa in tutti noi, nella comunità veneta, un grande
un grande dolore per quanto è avvenuto a Castellazzano, dove appunto 3 carabinieri hanno perso la vita e l'hanno persa nello svolgimento del proprio dovere. Ecco, io penso innanzitutto di esprimere tutto il mio dolore, quello della comunità che rappresento per quanto è avvenuto e per la perdita di questi nostri servitori dello Stato. Ora gli inquirenti stabiliranno cosa è successo, ma in questo momento all'Arma dei Carabinieri e ai familiari delle vittime va tutto il nostro cordoglio e ancora una volta dobbiamo esprimere la nostra profonda gratitudine per quegli uomini e per quelle donne che in divisa ogni giorno con coraggio e spirito di servizio garantiscono la nostra sicurezza anche a costo di grandi sacrifici personali. Non si può morire in questo modo e a loro va davvero il nostro omaggio e la nostra gratitudine. Senta Martella, faccio a lei la domanda che ho posto al Presidente Zaia poco fa. Sono sufficientemente tutelati i nostri carabinieri, le nostre forze dell'ordine? Ma sono come ho detto vulnerabili? Prima, svolgono un lavoro, come ho detto prima, svolgono un lavoro straordinario per la nostra sicurezza, non sempre nelle condizioni più adeguate per poterlo fare, dal punto di vista delle risorse finanziarie che hanno a disposizione degli strumenti, soprattutto dal punto di vista del complesso delle risorse umane che sono in campo e che sono inferiori al numero che dovrebbero essere. E quindi diciamo loro davvero la nostra gratitudine perché svolgono un lavoro encomiabile, spesso sotto organico, però continuano a farlo con quel senso di dovere tipico dell'Arma e di tutte le forze dell'ordine. Quindi diciamo che ora è il momento dello shock, del dolore, del commiato, però poi alle parole dovrebbero seguire i fatti, quindi l'implementazione delle forze dell'ordine, maggiori risorse, stipendi anche magari più adeguati? Sì, oggi è sicuramente il momento del dolore. Devo dire però che questi temi li stiamo ponendo da tempo. Adesso non è il caso in questo momento di fare diciamo delle polemiche, ma non c'è dubbio, come lei ha detto, che non si può tanto facilmente parlare di controllo del territorio, di sicurezza, se non si interviene all'origine dei problemi. E l'origine dei problemi si risolve con varie attività che si fanno per il controllo del territorio, ma innanzitutto è necessario dotare le forze dell'ordine di maggiori risorse finanziarie, di maggiore personale, di stipendi più adeguati, di stipendi che siano in linea con la funzione difficilissima che svolgono e talvolta, come abbiamo visto, che li pone a rischio della morte. Grazie Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. Grazie a voi, buongiorno. E io vi do lettura di una nota che è arrivata da poco dalla Regione che di fatto va a chiarire anche alcuni punti toccati dal Presidente Luca Zaia circa un quarto d'ora fa. Il sistema sanitario regionale, lo aveva detto anche la nostra Valentina Visentini in apertura di questa edizione straordinaria, il sistema sanitario regionale aveva previsto fin dalle prime ore della notte un presidio preventivo per un'operazione ritenuta ad alto rischio e pianificata nei dettagli dalla Questura di Verona in collaborazione con i Carabinieri. Questo lo dichiara il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia in merito appunto alla tragedia di questa notte a Castellazzano. L'intervento, spiega sempre Zaia, era mirato allo sgombero di un'abitazione occupata da 3 fratelli, soggetti sembra già noti alle autorità.
autorità, e anche questo è emerso. Secondo quanto ricostruito dai primi riscontri, all'interno dello stabile erano state accumulate bombole di gas e ordigni rudimentali, verosimilmente anche delle molotov artigianali, e anche questo prima ce lo ha confermato la nostra Valentina Visentina. La complessità dell'operazione ha richiesto già dalle ore 2 l'attivazione di un presidio sanitario da parte del SUEM 118 dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, con la presenza in loco di un'automedica, un'ambulanza medicalizzata e un'ambulanza base, posizionate a distanza di sicurezza ma operative a tutela del dispositivo. Quindi la complessità di questo intervento era nota, era molto nota e ben presente. Alle 3:05, nel momento in cui le forze speciali sono entrate nell'edificio, si è verificata l'esplosione. Immediatamente è stato attivato il piano di maxi emergenza con il dispiegamento da parte della sanità di un ulteriore mezzo di coordinamento mobile, un'ulteriore automedica, 4 ambulanze aggiuntive, 3 ambulanze medicalizzate, mezzi che hanno assicurato i primi soccorsi e l'ospedalizzazione dei feriti. Contestualmente è stato richiamato in servizio personale medico e infermieristico per garantire la piena operatività del sistema. Il bilancio sanitario è purtroppo gravissimo: 3 persone decedute, tutti appartenenti ai reparti speciali dell'Arma dei Carabinieri, e i loro corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco tra le macerie. I feriti sono stati portati agli ospedali di Borgo Roma, 8 codici verdi, Borgo Trento, 2 codici rossi, 2 gialli e 5 codici verdi, dell'azienda ospedaliera di Verona, e anche negli ospedali di Villafranca, 5 codici verdi e un giallo, e Negrarra, un codice rosso e un verde. Quindi tutta la sanità scaligera in questo momento è mobilitata. Si tratta di membri delle forze dell'ordine e di 2 degli occupanti dell'abitazione, quindi anche 2 fratelli, evidentemente non quello in un primo momento fuggito, sono stati portati all'ospedale. Il terzo occupante della casa sarebbe riuscito ad allontanarsi prima dello scoppio, ma appunto l'aggiornamento che vi abbiamo dato poc'anzi è stato ritrovato, e anche lui è in stato di fermo. I feriti, dice sempre Zaia, lo riporta, sono attualmente seguiti dalle equip mediche della regione con diversi gradi di gravità. La macchina sanitaria ha funzionato garantendo un'assistenza tempestiva, professionale e coordinata ai soccorritori. Il ringraziamento della regione. Poi seguono altre considerazioni che il Presidente aveva già fatto appunto ai nostri microfoni poc'anzi. Allora, vi do lettura poi di altre note di cordoglio che stanno arrivando alle redazioni presenti in agenzia. Ecco, questa un'istantanea della tragedia, dell'orrore, la potenza della deflagrazione che ha sventrato questo casolare. Insomma, lo potete vedere, la carica esplosiva evidentemente qui era molta, e insomma si sta configurando il tutto come un vero e proprio agguato volto probabilmente a ferire, a fare del male. Non si spiegherebbe altrimenti, però chiaramente noi stiamo in questo momento procedendo per ipotesi. I soggetti dovranno essere sentiti in questo momento. Immagino, come nella norma, i fermati sono sottoposti a prime sommarie informazioni, poi dipenderà anche dal loro stato di salute, dalle loro condizioni mediche. Però appunto le immagini che arrivano da Castellazzano parlano più di 1000 parole, parlano di una notte difficilissima e di una deflagrazione potentissima. Vi ho già detto prima della vittima nota anche a Zero Branco, ve l'ho mostrato poc'anzi. Parliamo del maresciallo Marco Piffari, bresciano in servizio al SOS di Mestre, che era stato maresciallo anche a Zero Branco. Vi posso dare anche
generalità e qualche dettaglio in più sugli altri due morti. Il carabiniere scelto Davide Bernardello del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Padova, operatore aliquota primo intervento, nato a Campo San Piero nel 1989, quindi giovanissimo, arruolato nel 2014. Giovanissimo del 1988, quindi 38 anni, il brigadiere capo Valerio Daprà del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Padova, aliquota di primo intervento, nato a Brescia nel 69, perdonatemi, nato nel 69, Valerio Daprà, arruolato nel 1988, ha un figlio di 26 anni, quindi queste sono le altre due vittime. Davide Bernardello, nato nel 1989 a Campo San Piero, arruolato nel 2014, e Valerio Daprà, nato a Brescia nel 1969, arruolato nell'Arma dei Carabinieri nel 1988. Anche l'ANSI, l'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia, esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie dei 3 carabinieri deceduti a causa di un'esplosione durante le operazioni di perquisizione di un immobile rurale interessato da una procedura di sgombero coattivo e occupato da 3 fratelli. L'ANSI è l'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia. Esprimiamo dolore e cordoglio per la scomparsa dei 3 colleghi, siamo vicini alle famiglie e all'Arma dei Carabinieri che ancora una volta vede i suoi militari immolarsi in difesa della legalità. Il nostro pensiero va anche ai colleghi delle forze dell'ordine che sono rimasti feriti nell'esplosione, ai quali auguriamo una pronta e completa guarigione. Ci sono poi le dichiarazioni. Anche lui cercheremo di contattare nei prossimi minuti di Giovanni Manildo, candidato presidente per il centrosinistra. Un dolore profondo, una tragedia difficile da accettare. 3 carabinieri hanno perso la vita compiendo fino in fondo il loro dovere con coraggio e spirito di servizio. A nome mio, dice Manildo, e di tutta la nostra comunità, esprimo vicinanza e gratitudine alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per la sicurezza di tutti. Allora, Luca Durighetto, il sindaco di Zero Branco, è al telefono. Buongiorno sindaco. Buongiorno Cristian. Ecco, l'abbiamo chiamata perché abbiamo appreso che il maresciallo Pifari aveva prestato servizio a Zero Branco, me lo conferma? Sì, aveva prestato servizio qua da noi, credo tra 15-20 anni fa, però pur non essendo rimasto moltissimo all'interno di questa comunità, ha lasciato un ricordo molto positivo. È una persona molto sempre disponibile e professionalmente anche molto preparata. Quindi appunto lei se lo ricorda, e il ricordo è, mi pare di capire, presente e vivo nella comunità di Zero Branco. Sì, allora diciamo che fortunatamente nella nostra comunità le persone che fanno servizio all'interno dell'Arma la vivono in maniera diretta, e quindi ci sono sempre dei ricordi diretti da parte dei nostri concittadini e anche da parte mia in questo caso. Era prima che io entrassi in amministrazione, quindi magari era più un ricordo dato da qualche incontro che da una collaborazione diretta, però anche la stazione Carabinieri Zero Branco, quando ho saputo la notizia, insomma, come potete ben capire, aggiunge al cordoglio per la scomparsa di un collega anche quello umano per la conoscenza e per il lavoro che lui aveva svolto con noi. Senta, lei è un sindaco molto presente sul territorio e sta portando avanti tanti progetti anche di sicurezza, lo raccontiamo spesso nei nostri telegiornali, sindaco Durighetto. Il rapporto tra le comunità e i comandi dell'Arma sono rapporti quotidiani, sono rapporti intrisi di fiducia, forse è uno degli anelli istituzionali principali di questo paese, mi verrebbe da dire, comune e
comandi dei carabinieri, è così? Al di là Sì, della facile retorica. No, assolutamente, infatti stavo dicendo anch'io che al di là del rapporto istituzionale, quindi della necessità di interazione, però diciamo che soprattutto l'Arma dei Carabinieri, che è territorialmente così presente, garantisce e ci permette un lavoro di sinergia, ma che va al di là di quello legato alla semplice sicurezza, cioè il fatto stesso, come dicevo prima, che i nostri carabinieri vivano le nostre comunità, in genere un clima di fiducia che è unico. Noi abbiamo la fortuna di avere tantissimi ragazzi giovani e anche molto bravi e molto svegli, che però vivono all'interno del nostro territorio, ed è grazie a loro che si riesce poi a fare tutta una serie di operazioni e di interessi. Mi permetto di dire, senza nessuna retorica, che al di là della necessità di fare gli incontri formativi, divulgativi, però molto spesso vale di più quando il carabiniere in borghese va a prendere il pane in panificio e la signora a fianco gli fa la confidenza, di tante conferenze o tanti proclami fatti anche dai sindaci nei giornali. Questo rapporto di fiducia è il vero valore aggiunto. Dopodiché, quando ci sono anche persone di valore e di livello, come era appunto il maresciallo Piffari, che purtroppo insomma oggi ricordiamo per questa tragedia, la cosa era ancora più semplice, nel senso che alla professionalità si univa l'umanità, e questo è il vero valore aggiunto che le nostre comunità cercano nei carabinieri e nelle forze dell'ordine. Sindaco Durighetto, grazie davvero per questa sua testimonianza, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Io vi mostro ora una foto che ci gira la nostra Valentina Visentin, che sta arrivando sul posto e che fra pochissimo si collegherà. È l'immagine delle due vittime, del maresciallo Piffari, vi abbiamo già parlato e vi abbiamo detto, a sinistra il brigadiere Dapra, a destra il carabiniere scelto Bernardello, quindi qui le altre due vittime di questa tragica esplosione che si è verificata nella notte. Volti, storie, militari che prestavano servizio, ma che, come avete sentito anche dalle parole del primo cittadino di Zero Branco, Luca Durighetto, sono ogni giorno tra la gente e che operano molto spesso in condizioni difficili. Il carabiniere è un po' il primo anello istituzionale, la prima persona a cui ci si rivolge quando ci sono delle esigenze di sicurezza da tutelare, ma non solo esigenze di sicurezza, anche questioni sociali, e qui quella di stanotte era una questione sociale di difficoltà, perché quello che sta emergendo fino a oggi, fino a ora, è proprio questo. Poi appunto la nostra Francesca Bozza mi comunica, andrà a Zero Branco e andremo appunto a sentire le persone che conoscevano il maresciallo Piffari. Vi do lettura di altre note che stanno arrivando, sempre in attesa di collegarci con i nostri colleghi che stanno arrivando sul posto. Avete già sentito, vi ho già dato lettura del cordoglio del ministro Crosetto, di Piantedosi, ovviamente di Luca Zaia, che abbiamo avuto anche al telefono. C'è il cordoglio del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco Visconti e del capo del Corpo Nazionale Mannino. Il capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Attilio Visconti e il capo del Corpo Nazionale Eros Mannino esprimono vicinanza e cordoglio per la tragica scomparsa di Marco Piffari, Valerio Dapra e Davide Bernardello, i tre militari dell'Arma dei Carabinieri decenuti stanotte a Casteldazzano, in provincia di Verona, durante un'attività di servizio.
Allora, vi posso dare ancora dei numeri. Allora, crollato un casolare, deceduti i 3 carabinieri, soccorsi in 12 appartenenti alle forze dell'ordine e una donna rimasta ferita. La squadra di 7 vigili del fuoco sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono impegnate 25 unità tra squadre ordinarie, unità cinofile e nuclei USAR, Urban Search and Rescue, per la messa in sicurezza dell'area. Quindi chiaramente adesso è anche il momento della bonifica, è il momento di mettere in sicurezza tutta questa zona di Castel d'Azzano, teatro della tragedia. C'è poi, e ve lo faccio sentire un messaggio, un videomessaggio del sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, anche lui un sindaco sempre molto attivo sui temi della sicurezza, che esprime così il suo cordoglio. Sentite Marco Della Pietra. Ho appena saputo dell'accaduto di Verona e devo dire che sono ancora sgomento. Quanto è successo lascia davvero allibiti e è incredibile che le forze dell'ordine, mentre stanno facendo il proprio lavoro, rischino anche questo tipo di accadimenti. Massima solidarietà a tutte le forze dell'ordine e un abbraccio e vicinanza alle famiglie di chi ci ha lasciato la vita facendo il proprio lavoro a causa di un gesto folle di questi occupanti che si sono così opposti allo sgombero in questa maniera. Io credo che sia davvero incredibile e non so davvero cosa dire. Queste le prime dichiarazioni, il primo attestato di vicinanza all'Arma dei Carabinieri da parte del sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, di una tragedia incredibile e di comportamenti assurdi. Parla il procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, giunto sul posto dell'esplosione. Sapete che solitamente magistrati, procuratori sono molto cauti e chiaramente il loro lavoro non potrebbe essere altrimenti, ma appunto Raffaele Tito parla di un dolore incredibile, di una tragedia incredibile, di comportamenti assurdi. Dovevamo eseguire, ha aggiunto, un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie Molotov. Carabinieri e polizia hanno cercato di agire in massima sicurezza e con tutte le attrezzature necessarie, ma l'esito è stato inaspettato e molto doloroso. Quindi le prime posizioni istituzionali sono di cordoglio, di dolore, di sconcerto, ma c'è anche la consapevolezza di aver agito nella massima sicurezza. Era stato messo in piedi un dispositivo di una certa importanza, di una certa robustezza, possiamo utilizzare questo termine, proprio perché era stata definita una situazione a rischio, ma evidentemente nessuno si aspettava un epilogo di questo tipo, nessuno si aspettava che la casa fosse disseminata di bombe, Molotov e di chissà che altro. Ecco, ne dà conto anche adesso l'Arena.it, casolare esplode durante una perquisizione, morti 3 carabinieri, 15 feriti, arrestati 3 fratelli, trovate bombe e Molotov, perché la casa era satura di gas. L'esplosione è stata innescata all'apertura della porta d'ingresso che ha investito le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che stavano facendo irruzione. Quindi nel momento in cui c'è stata l'apertura della porta d'ingresso da parte di carabinieri e vigili del fuoco che stavano appunto facendo irruzione per procedere con lo sgombero, e non era la prima volta, è lì che
si è innescata l'esplosione. Lo sgombero era stato programmato da giorni dopo vari tentativi di far sgomberare per l'appunto questi 3 fratelli sui 60 anni circa dal fondo, e che non era mai andato a buon fine dopo le minacce di farsi saltare in aria. Così sono stati fatti arrivare sul posto carabinieri dei reparti speciali e agenti dell'UOPI specializzati in azioni antiterrorismo, considerato il pericolo dell'intervento. Quindi ecco, si è agito poi anche nel cuore della notte, alle 3 poco dopo le 3 del mattino, quindi proprio nel cuore della notte, con il favore, diciamo così, delle tenebre. Questo doveva in qualche modo agevolare questa operazione complessa e in realtà si è rivelata una trappola mortale. C'è anche il dolore, eccolo, del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sconcerto e dolore vicino a famiglie e Arma. Vi do lettura quindi della nota che è arrivata da poco dal Quirinale. Ho preso con sconcerto e profondo dolore la notizia della morte dei 3 militari dell'Arma dei Carabinieri, luogotenente carica speciale Marco Piffari, carabiniere scelto Davide Bernardello e brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, travolti da un'esplosione durante un'operazione di sgombero in provincia di Verona, nella quale sono rimasti feriti anche altri operatori delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. In questa drammatica circostanza esprimo la mia solidale vicinanza all'Arma dei Carabinieri, dice il Capo dello Stato, e sentimenti di partecipe cordoglio ai familiari, insieme all'augurio di pronta guarigione agli operatori feriti. Lo dice appunto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Generale Salvatore Luongo. Allora, vediamo chi abbiamo al telefono. Allora, buongiorno al Senatore Luca De Carlo, Presidente della Commissione Agricoltura e Industria al Senato della Repubblica, coordinatore regionale per Fratelli d'Italia. Buongiorno De Carlo. Buongiorno a tutti. Senta, le chiedo, Senatore, una riflessione su quanto accaduto. È il momento del cordoglio, ma c'è veramente da interrogarsi sul sacrificio di questi uomini. Guardi, è una roba veramente incredibile, perché penso che la prima sensazione di ciascuno di noi sia lo sgomento, perché non credo possa succedere una cosa del genere, cioè far saltare in aria 3 servitori dello Stato con quelle modalità in una realtà così vicina a noi. È una cosa che non ha una spiegazione logica e quindi lascia un senso di tragedia immane, perché riporta indietro evoca periodi terrificanti della storia della Repubblica che pensavamo che abbiamo lasciato alle spalle e che niente sono legati con ciò che è accaduto, ma è ciò che li rende diciamo così, li accomuna è il sacrificio di persone dello Stato, forze dell'ordine, che sacrificano la propria vita per lo Stato e in un modo sinceramente incomprensibile. Ecco, io non faccio fatica, giuro, a trovare le parole. Quindi senza parole, le chiedo, lei ha avuto modo di sentire il ministro Crosetto? So che è in costante contatto con Crosetto, De Carlo, e fra poco ci collegheremo con Valentina Visentin. De Carlo. Sì, io le ho mandato un messaggio stamattina subito per cercare di capire quali potessero essere state le dinamiche, ma che al momento sinceramente contano fino ad un certo punto. E dopodiché credo che adesso la cosa veramente da fare è stringersi attorno alle famiglie e poi trovare non so neanche come definirla, una giustificazione,
una ragione per ciò che è accaduto e sinceramente io non la trovo. Cioè, non posso nemmeno immaginare che qualcuno possa darsi una ragione di ciò che è accaduto. Una roba per me è inconcepibile. Senatore De Carlo, grazie per questa sua testimonianza. Grazie De Carlo. Allora, subito da Valentina Visentin che si trova sul posto della tragedia con Christian Roque Allende. Valentina, buongiorno, partiamo da te. Sì, buongiorno, siamo appena arrivati a Castel d'Azzano in via San Martino, nel luogo della tragedia, dell'esplosione. Alle mie spalle quel che rimane. Qui con me c'è David, che è un testimone. Che hai sentito cosa hai sentito questa notte? Ma un forte botto, quello sì, l'ho sentito forte, cioè si è sentito abbastanza, quindi subito pensavo che fosse un botto normale, ogni tanto magari sai qualche petardo che scoppiano i giovani, un po' così, però dopo l'ho percepito subito che non era un botto normale, quindi... Quando sei uscito cosa hai visto? Ma io abito a 700 metri da qua, quindi non vedevo più di tanto, infatti sono dovuto venire verso di qua, però quando sono venuto qua c'era un macello, cioè c'era una catastrofe. Se li conoscevi i 3 fratelli che abitavano in quel casolare, la famiglia Ramponi? Di vista, non personalmente, ecco, però insomma avevano già fatto un po' di gesti abbastanza un po' estremi, ecco, si erano dati fuoco, si erano messi sul tetto della casa e sono stati 3 giorni lì dicendo di volersi buttare giù, quindi questo è solo uno dei tanti che hanno fatto, però questo è quello più grosso, cioè. Ascolta, insomma, quello che ci hai detto, hai visto un macello e insomma le fiamme, sì. Sono morti 3 carabinieri. Sì. Insomma... Io uno dei carabinieri che lo portavano fuori l'ho visto, quindi era baldato, però ho visto che comunque era successo quello che era successo, quindi okay. Purtroppo. Ti ringrazio David, insomma avete sentito la testimonianza di uno dei vicini di casa, dei 3 fratelli, tra le altre cose Christian sembra che sia stato anche individuato il terzo fratello che era in fuga, Franco Ramponi, sembra sia stato bloccato dai carabinieri, mentre Dino e Maria Luisa erano già stati subito nell'immediatezza dell'esplosione bloccati. Maria Luisa al momento è ricoverata in ospedale per delle ustioni, ricordiamo anche che ci sono ancora tanti carabinieri e vigili del fuoco ricoverati in ospedale, 3 codici rossi. Per quanto riguarda i 3 carabinieri deceduti, si trovano nella camera mortuaria dell'ospedale di Verona, dove in questo momento è in visita il comandante provinciale dei carabinieri di Verona. Un giorno drammatico per tutta l'arma dei carabinieri della Legione Veneto, perché i 3 carabinieri morti in servizio facevano parte 2 delle API, l'aliquota di pronto intervento dei carabinieri di Padova, mentre un terzo era del SOS di Mestre, e ci sono già le loro biografie. Si tratta di c'è un ragazzo molto giovane, vi do i nomi dei 3 carabinieri, li leggo con voi in diretta. Oltre a Marco Piffari che viveva in provincia di Padova e che faceva parte della squadra operativa di supporto del battaglione di Mestre, le 3 vittime si chiamano il brigadiere capo Valerio Daprà del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Padova dell'aliquota di primo intervento, e il carabiniere scelto Davide Bernardello, sempre delle API di Padova, era del 1989, era nato a Campo San Piero ed era in servizio dal 2014. Con le immagini di Christian Roque Allende vi mostriamo quello che è adesso la situazione qui a Verona, a Castel d'Azzano, in via San Martino. Ci sono ancora tante macerie e si sta lavorando appunto per sistemare il luogo dell'esplosione, e in queste ore si sta cercando di capire appunto anche come sono le condizioni dei feriti attualmente ricoverati in ospedale. Per il momento vi restituiamo la linea, poi appena abbiamo altre testimonianze ve le faremo sentire. Grazie Valentina Visentin, che è arrivata, lo avete visto sul posto, la testimonianza raccolta è una testimonianza, devo dire, particolarmente preziosa, perché ci racconta di una situazione nota. Ecco, di una situazione nota che era stata affrontata, se ne parlava in paese, c'era anche una certa apprensione, certo nessuno poteva immaginare
un epilogo del genere e soprattutto un bilancio così tragico, con 3 carabinieri per l'appunto deceduti e circa una quindicina di feriti che sono stati portati nei vari ospedali della provincia di Verona, Borgo Roma, Borgo Trento, anche a Negrar. Altri testimoni hanno parlato di un boato tremendo nella notte. Un anno fa i fratelli avevano già aperto il gas per evitare lo sfratto. Proprio per questo stanotte si voleva agire con tutte le precauzioni del caso, e anche per questo era stata messa in piedi una vera e propria task force. Sono un po' tutti in questo momento a sottolinearlo, a dirlo. Era scattato, questo è un dato certo, uno sfratto esecutivo. Questo sfratto esecutivo era stato emanato dal Tribunale di Verona. L'ufficiale giudiziario si era presentato a ottobre del 2024, quindi un anno fa, per avere libero accesso alla proprietà e verificare la stima fatta con il prezzo posto a base dell'asta giudiziale, e quindi accompagnare a visitare l'immobile i potenziali acquirenti che intendevano partecipare all'asta. In quell'occasione il fratello Dino aveva riempito la casa di gas aprendo le bombole. La situazione, riporta anche l'Arena, aveva fatto desistere il pubblico ufficiale dall'entrare nell'abitazione, una vecchia casa con annessa stalla che ospita una ventina di vitelle. A novembre 2024, quindi un mese dopo questa prima incursione, il custode giudiziario è tornato accompagnato da carabinieri, vigili del fuoco e mezzi pesanti per caricare trattori e attrezzi per l'allevamento e le vitelle, per ricoverarle in una stalla di sosta. Anche in questo caso Franco e Maria Luisa avevano opposto resistenza salendo sul tetto. Quindi una prima volta a ottobre c'era stata una minaccia con il gas. A novembre 2024 i 2 fratelli erano saliti addirittura sul tetto, ne erano seguite ore di tensione e trattative che non hanno avuto esito. In quell'occasione i giornalisti veronesi avevano raggiunto anche la famiglia e avevano raccolto, proprio per il clamore che aveva suscitato questa vicenda, riferivano: l'ufficiale giudiziario tornerà tra 7 giorni e stavolta temo che ci toccherà andare via. L'azienda, diceva all'epoca Franco, quindi un anno fa, l'azienda è stata divisa dal giudice che segue la nostra causa da circa 5 anni in 3 lotti. Il primo, 14 appezzamenti, è già stato venduto, adesso tocca il secondo, casa e stalla. Ci rimarrà solo un boccone di terra di circa 4.000 metri quadrati. Il terzo lotto, dove tengo allo stato brado una trentina di mucche. Mi mancano 4 anni alla pensione, mia sorella non lavora, accudisce me e mi fa da mangiare. Dunque, con questa azienda spezzettata e all'asta dobbiamo sopravvivere in 2, così diceva Franco, uno dei 3 fratelli che dovevano essere sgomberati questa notte. Sono l'unico titolare, il tribunale mi contesta di non essere rientrato da un debito fatto con la banca, ma che io non ho firmato. È stato mio fratello Dino ad accedere al prestito che non ho onorato, solo che ha firmato con il mio nome perché sono io il proprietario. Ci sono perizie calligrafiche che parlano chiaro, quella non è la mia firma. Quindi la situazione era già tesa anche tra i fratelli, quindi di sicuro, stando a quanto riportato dai quotidiani locali, era teso il rapporto tra Franco e Dino. E ancora, diceva un anno fa Franco, ci hanno messo alle strette, a breve ci toccherà fare valigie e sloggiare, probabilmente a dicembre 2024, aggiungeva Franco Ramponi, magari riuscissi a trovare una stalla in affitto dove portare mucche e vitelle, così continuerei a lavorare, ma per la casa io e mia sorella siamo sotto un ponte.
L'amministrazione comunale di Casteld'Azzano, riporta sempre l'Arena, aveva teso loro la mano invitandoli a incontrare l'assistente sociale. Andremo in municipio a chiedere un alloggio temporaneo, prometteva Ramponi, nella speranza che il procedimento legale prosegue e che possiamo rientrare dalle varie vendite con un po' di soldi, anche se la stima della casa e della stalla che è stata fatta dal Tribunale è molto al ribasso, secondo me è sottostimata. Quindi un anno fa uno dei tre fratelli parlava in maniera anche abbastanza serena, aperta con il giornalista dell'Arena che lo intervistava. Un anno dopo è successo quello che state vedendo. Le immagini, noi continuiamo a rimanere con le immagini in attesa che Valentina Visentin trovi altre testimonianze, ricostruisca appunto le sequenze drammatiche vissute nottetempo, quindi restiamo chiaramente sempre collegati con Casteld'Azzano, dove fra poco arriveranno anche Daniela Sizzia con Edoardo Paris. Vi dicevo appunto delle dichiarazioni, ce ne sono altre del ministro Piantedosi che a Uno Mattina ha parlato di un bilancio terribile. Al momento dell'accesso forzoso fatto a questo appartamento i testimoni raccontano che è stato subito visibile l'odore del gas e c'è stata la deflagrazione. Quindi gli uomini che in quel momento sono intervenuti si sarebbero resi conto che qualcosa di importante, di potente, di pericoloso, estremamente pericoloso stava capitando e lo vedete appunto dalle immagini di Christian Roque Allende. Sul posto vedo ci sono anche gli uomini della polizia locale, poi chiaramente stanno operando i vigili del fuoco, che sono circa 25 adesso, 25 gli uomini che si stanno occupando di mettere in sicurezza l'area, perché appunto lo stesso procuratore capo di Verona ha parlato di una casa all'interno della quale c'erano degli esplosivi, c'erano delle molotov, quindi non c'era solo e soltanto il gas, quindi c'erano più inneschi. Allora, mi dice Francesca Pezzo, che ringrazio dalla regia, che c'è una telefonata. Chi c'è, Francesca? Non c'è una telefonata, ecco. Noi chiaramente continuiamo a chiamare in questi minuti i candidati, Alberto Stefani, Giovanni Manildo, stiamo tentando di metterci in contatto anche con l'onorevole Flavio Tosi che ben conosce la realtà veronese. Però restiamo con questa finestra aperta sul casolare, il casolare della tragedia, il casolare che da mesi, forse da anni, era oggetto del contendere tra fratelli, tra una sorella e due fratelli. Vi ho letto prima le dichiarazioni rilasciate all'Arena nell'autunno scorso da parte di uno dei tre fratelli, Franco, che parlava di una vicenda in corso di natura privatistica, quindi un'eredità di fatto da smezzare, da ripartire tra fratelli e chiaramente in questa vicenda privatistica sono finiti appunto in mezzo e hanno perso la vita tre operatori, tre militari dell'Arma. L'abbraccio del Veneto, l'abbraccio dell'Italia, l'abbraccio innanzitutto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha inviato una nota di vicinanza ai carabinieri, al comando dei carabinieri, parlando appunto
di sacrificio, di drammatiche circostanze e di una comunità ferita. In questa drammatica circostanza, ha detto Mattarella, esprimo la mia solidale vicinanza all'Arma dei Carabinieri e sentimenti di partecipe cordoglio ai familiari, insieme all'augurio di pronta guarigione agli operatori feriti. Vi ripeto il nome di questi 3 militari morti, uccisi: il luogotenente carica speciale Marco Piffari, che aveva operato anche a Zero Branco, e con il sindaco di Zero Branco ci siamo collegati poco fa. Piffari aveva operato a Zero Branco più di 10 anni or sono, ancora noto nella comunità, un militare molto attento alle esigenze del territorio, molto radicato, molto amato, così ce lo ha descritto Durighetto. E poi il carabiniere scelto Davide Bernardello, il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, appunto questi 3 uomini travolti da un'esplosione durante questa operazione di sgombero. Eccoli, qui vedete nelle immagini insieme questa foto, insomma, del carabiniere scelto Davide Bernardello e del brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, la foto che vi ho mostrato anche prima e che ci è stata messa a disposizione dalla nostra Valentina Visentin, che resta sul posto con Cristian Roque Alende, c'è anche Francesco Ratai, stanno chiaramente ricostruendo quanto accaduto nella notte dopo le 3 le immagini. Ecco, restiamo sulle immagini anche se non sono perfette, restiamo live. Francesca, grazie, perché è importante dare una fotografia dell'orrore, di questo orrore e di questa mattanza. Non ho altri termini, è un termine forte, me ne rendo conto, ma di una mattanza si è trattato. Se pensate che ci sono per l'appunto 15 feriti, ci sono anche dei codici rossi, fortunatamente nessuno, così riporta anche un comunicato della regione, sarebbe in pericolo di vita. Fortunatamente nessuno, lo ripeto, di questi 15 feriti sarebbe in pericolo di vita. Valentina Visentin non so se mi sente, perché dice che si sta per collegare, che ha nuovi dettagli, che ha nuove informazioni da darci. Intanto Lina Paronetto, che ringrazio, mette a disposizione anche questa foto, questo scatto di vita privata di una delle 3 vittime di Daprà. Valentina, non so se mi sente, non so se è ibridata. Sì, c'è Valentina Visentin, torniamo da te. Eccoci qua, siamo in grado di darvi delle informazioni maggiori, di ricostruire quanto è accaduto nella notte intorno alle 3:15 con le esplosioni. I carabinieri erano arrivati insieme alle altre forze dell'ordine e alla polizia non solo per eseguire lo sfratto, ma c'era anche un decreto di perquisizione della procura alla ricerca di armi e molotov. Questo perché a settembre, durante una visita dell'ufficiale dell'addetto incaricato ad eseguire le pratiche di sgombero, erano state notate dai carabinieri delle molotov posizionate sul tetto dell'abitazione dei 3 fratelli. Da qui la decisione di organizzare questa operazione nei minimi dettagli con i reparti speciali, e oggi erano davvero in tanti, una ventina circa, tra carabinieri, vigili del fuoco e polizia. Quindi non solo per eseguire lo sfratto, ma anche per eseguire una perquisizione alla ricerca di armi. A quanto pare non si sa ancora cosa sia stato l'innesco, ma c'erano 5 bombole del gas aperte e delle molotov che hanno creato un'esplosione devastante. Lo hanno detto anche i militari, i carabinieri che sono qui sul posto. All'interno della casa c'era solo la sorella Maria Luisa, mentre i 2 fratelli erano già scappati. Quindi i carabinieri, quando sono arrivati, hanno prima rotto le finestre
finestre, hanno cercato di entrare in sicurezza, ma c'è stata l'esplosione. Il bollettino dei feriti è provvisorio perché ci sono 11 carabinieri feriti, 3 poliziotti e un vigile del fuoco, oltre ai 3 deceduti, ma ci sono tanti altri carabinieri che sono feriti perché si sono messi a cercare a mani nude tra le macerie i corpi dei 3 loro colleghi che poi sono deceduti, e l'esplosione è stata talmente forte che ovviamente ci sono tanti carabinieri che hanno ancora fastidio all'orecchio perché è stato un boato devastante, come una bomba, perché appunto oltre alle bombole del gas c'erano anche delle molotov all'interno dell'abitazione. Il procuratore ha aperto un'indagine per omicidio volontario premeditato e si sta valutando anche l'ipotesi del reato di strage. Queste sono appunto le prime informazioni che abbiamo raccolto qui sul posto. Ci sono veramente colleghi, i carabinieri colleghi dei 3 deceduti che sono ancora molto provati da quanto hanno visto, una situazione molto delicata, quella della famiglia dei 3 fratelli Ramponi, conosciuta e nota ormai da anni. Anche i vicini di casa insomma sapevano della particolarità di questi 3 fratelli che in più occasioni avevano tentato di bloccare le operazioni di sfratto del loro appezzamento di terreno, della casa e della stalla adiacente. A settembre nel novembre del 2024 erano anche saliti e rimasti sul tetto per giorni per impedire proprio le operazioni di sfratto. Queste le informazioni. I 3 carabinieri deceduti al momento si trovano nella camera mortuaria e da loro insieme alle famiglie c'è il comandante provinciale dei carabinieri di Verona. Da Casteldazzano è tutto, io vi restituisco la linea appena abbiamo nuove informazioni, vi chiederemo la linea per darvele in diretta. Valentina, posso chiederti una cosa, se tu l'hai capita? Chiaramente tu parli di omicidio volontario premeditato, questa è l'ipotesi di reato per la quale si procede, non si esclude il reato di strage. Parliamo di ipotesi di reato in concorso tra tutti e 3 i fratelli, o stanno emergendo dei dettagli per i quali ci sono delle posizioni diversificate? Non lo so. Da quello che sappiamo sono le ipotesi di reato equivalenti per tutti e 3 i fratelli. Quello che è certo è che all'interno dell'abitazione, quando hanno fatto irruzione i reparti speciali, c'era solo la sorella Maria Luisa, mentre i 2 fratelli erano già scappati. Uno è stato bloccato nell'immediatezza poco dopo, l'altro Franco dovrebbe essere stato fermato pochi minuti fa. Quindi questo è quello che sappiamo. Non sappiamo se sia stata la sorella ad azionare l'innesco, perché il boato è stato talmente forte che, come vedete dalle immagini del collega Cristian Roque Allende, ha completamente distrutto e raso al suolo l'abitazione, quindi è difficile al momento definire quello che è stato l'innesco che ha provocato lo scoppio dell'abitazione, e quindi non si sa se sia stato già innescato dalla sorella o in un secondo o in un altro momento, insomma, quindi questo è quello che deve essere al momento definito. Quel che è certo è che all'interno dell'abitazione c'era solo la donna, che è quella che è rimasta anche ferita e al momento è in ospedale per delle ustioni su tutto il corpo. Quindi Valentina, possiamo parlare... Mentre si sapeva comunque, come vi ho detto, che all'interno c'erano delle armi, perché la procura aveva firmato un decreto penale di perquisizione proprio per cercare delle armi all'interno, perché appunto, come vi dicevo, a settembre con dei droni dai carabinieri erano state fotografate delle molotov nascoste sul tetto dell'abitazione, e quindi i carabinieri avevano organizzato insieme alle altre forze dell'ordine, i reparti speciali, un'operazione proprio perché sapevano che all'interno potevano esserci delle armi. I reparti di cui facevano parte i 3 carabinieri morti sono reparti ovviamente speciali, le API e il SOS. Le API di Padova e il SOS di Mestre sono nuclei operativi speciali, quindi hanno anche un abbigliamento tecnico, erano preparati a questo tipo di intervento e quindi sapevano con precisione cosa dovevano fare. Quindi adesso si cercherà di capire cosa abbia azionato l'innesco, perché quando sono entrati i carabinieri sono entrati ovviamente in sicurezza. Esatto, questo è da sottolineare. C'era stata una preparazione per affrontare questa
irruzione, quindi si sapeva che era una operazione ad alto rischio, ad alto impatto, possiamo definirla così, e quella che è stata allestita a questo punto ha a tutta l'aria, Valentina, di essere stata una vera e propria trappola mortale. È proprio così, perché ovviamente poi anche in queste situazioni il gas viene staccato, ma qui il gas è stato sprigionato da delle bombole e quindi che erano state aperte in precedenza e saturando così l'ambiente completamente, perché i militari hanno rotto ovviamente prima di entrare le finestre proprio per preparare l'area, ma le bombole a quanto pare erano già state azionate e preparate in modo tale da saturare l'ambiente, e quindi bastava anche un piccolo innesco per far scattare l'esplosione. Se poi all'interno, come poi è stato confermato, c'erano anche delle molotov, l'esplosione è stata potenziata, e ce lo hanno detto anche appunto i militari che sono qui. Tanti hanno ancora fastidi all'orecchio proprio per l'onda d'urto dell'esplosione. E adesso c'è anche da capire poi le ferite che hanno subito i carabinieri deceduti, che sembra essere ferite non solo ustioni ma anche ferite da impatto, da schiacciamento, perché sono stati investiti dalle macerie della casa, e tanti carabinieri che erano lì si sono messi a scavare a mani nude per cercare di salvare la vita ai colleghi. Valentina, che tu sappia, ci sarà un punto stampa in mattinata per tirare un po' le fila di questa prima parte di giornata, per dare informazioni ufficiali? Come si articolerà la giornata? Sappiamo benissimo che di fronte a fatti di questo tipo a un certo punto arriva una convocazione ufficiale per spiegare poi ai giornalisti e alla cittadinanza cosa è successo nel dettaglio. Si sta parlando di questo tra gli addetti ai lavori? Adesso stiamo cercando di capire, perché ovviamente gli unici tributati a dare informazioni ufficiali è la procura e il procuratore capo di Verona, che è stato qui sul posto fino a pochi minuti fa, proprio qui di persona, per valutare la situazione. Infatti è stato lui a formulare l'ipotesi di reato, quello di omicidio volontario premeditato, e l'eventuale valutazione del reato di strage. Quindi molto probabilmente dalla procura potrebbero fra poco uscire nuove informazioni. Allora Valentina, io ti lascio, noi restiamo sempre ibridati, collegati con te, quindi mostriamo le tue immagini, quelle di Cristian Roque Alende e di Daniela Sizzia ed Edoardo Paris, che fra poco arriveranno sul posto per raccontare questa strage in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue orribili sfaccettature. Lo avete sentito da Valentina Visentin, si procede quindi per omicidio volontario premeditato. In concorso a questo punto non stanno emergendo profili di differenziazione tra i tre fratelli Ramponi al momento. In casa, quando c'è stata l'irruzione poco dopo le 3 del mattino, lo avete appreso da Valentina, c'era la sorella, i 2 fratelli probabilmente erano posizionati all'esterno, sono entrambi scappati, ma uno di fatto è stato catturato immediatamente, poco dopo, l'altro invece è stato fermato nella prima parte della mattinata. C'è una conferma di fatto ufficiosa, ma per l'appunto potete immaginare la concitazione del momento, il dolore, lo shock anche degli inquirenti stessi, perché lì di fatto si sta indagando su una tragedia che ha visto i carabinieri, quindi ci sono dei colleghi sul posto, ci sono degli amici, non è una semplice indagine, c'è un impatto emotivo anche molto forte, e questo lato umano penso debba essere assolutamente compreso e rispettato. Se è vero che Raffaele Tito, capo procuratore di Verona, ha parlato di una tragedia incredibile, più volte ha ripetuto questa mattina il termine incredibile, perché appunto erano giunti sul posto dei militari specializzati, ma
nessuno pensava, poteva nemmeno lontanamente pensare a un epilogo del genere. Ecco le tre vittime, possiamo mostrarveli tutti e tre insieme. Sono i militari che hanno perso la vita quindi questa notte alle 3, militari specializzati che arrivavano da tutto il Veneto, in particolare da Mestre, da Padova. Vi faccio sentire anche le dichiarazioni, rimaniamo sempre con le immagini in doppia finestra se è possibile. Francesca, si è unito anche Simone Merlo in regia che saluto e ringrazio. Vi faccio sentire le dichiarazioni pronunciate poco fa dal candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo. È una breve dichiarazione, ma siamo in grado di farvi sentire Giovanni Manildo. Un dolore profondo, una tragedia difficile da accettare. 3 carabinieri hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere con coraggio e spirito di servizio. Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia, gli abbraccio i loro cari. Sono vicino all'Arma dei Carabinieri che ogni giorno sfida i pericoli per garantire la nostra sicurezza. Questo è il senso della politica, di un impegno per una società più giusta, anche in onore di persone che nell'adempimento del loro dovere perdono la vita. Vi do lettura di altre note di cordoglio. Esprimo il mio cordoglio all'Arma del Veneto per la scomparsa di 3 carabinieri durante un'operazione di sgombero a Castellazzano. Sono vicino alle famiglie, dice il consigliere regionale Arturo Lorenzoni, a tutti gli operatori delle forze dell'ordine feriti o comunque coinvolti dall'esplosione. Di fronte a questa tragedia rimane un profondo e rispettoso silenzio per le vittime caduti nell'esercizio delle loro funzioni. Non si sono tirati indietro, voltati dall'altra parte. Ai familiari dei 3 uomini dell'Arma giungano le mie più sincere condoglianze. Ecco, lo vedete dalle immagini di Christian Roque Allende. Sono arrivati anche gli uomini della scientifica, perché a questo punto le indagini devono essere meticolosissime, nulla va lasciato davvero al caso. Del resto, appunto, ripeto, si sta procedendo per omicidio volontario premeditato e non si esclude che questo titolo di reato possa essere tramutato anche a breve, a stretto giro di posta, in reato di strage, reato che chiaramente ha un suo peso specifico anche all'interno del codice penale italiano, del codice di procedura, con tutte le conseguenze del caso e appunto rimaniamo sempre con le foto di questi 3 carabinieri morti in servizio, che si sono letteralmente sacrificati e che sono entrati in un contesto ad altissimo rischio. Sapevano che era un'operazione difficile, questo è stato detto e ribadito, lo ha confermato anche ai nostri microfoni il presidente Luca Zaia. Verso le 9:30 siamo riusciti a intercettarlo, la macchina sanitaria quindi di fatto era già pronta, c'era anche un'ambulanza di supporto, ma non si pensava ad una deflagrazione del genere. Un anno fa c'erano state delle minacce, a ottobre appunto i fratelli avevano minacciato nel corso di un primo sgombero i carabinieri di farsi saltare in aria con il gas, ma per l'appunto era una minaccia. Il mese successivo, nel mese di novembre, i fratelli, 2 in particolare, sono saliti anche sul tetto, non volevano lasciare questo loro casolare sul quale c'era una controversia in atto anche tra di loro, così poi ha spiegato uno dei 3 fratelli, Franco Ramponi, in un'intervista all'Arena di Verona, perché chiaramente quei fatti non erano passati assolutamente inosservati nella comunità di Castella d'Azzano. Le immagini che vedete appunto sono sempre quelle di Christian Roque Allende.
Allora, vi do lettura anche di altre note, c'è quella della senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini: esprimo il mio cordoglio per le famiglie dei carabinieri morti nell'esplosione avvenuta nel Veronese questa notte, è una tragedia che si è trasformata in un bollettino di guerra con 3 vittime e 19 feriti. Non ci sono parole per commentare questo dramma sociale, quindi dramma sociale, questa l'espressione utilizzata da Sbrollini, dramma sociale di 3 fratelli che si manifesta con un gesto estremo di pazzia. Non resta che essere vicini all'Arma dei Carabinieri, che perde 3 militari caduti nello svolgimento del loro lavoro fatto per il bene della comunità, professionisti che lasciano le loro famiglie, i loro cari e i loro compagni in una profondissima costernazione. Così appunto la senatrice di Italia Viva Sbrollini. C'è poi una nota di cordoglio anche del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, anche lui esprime chiaramente profondo dolore per la morte di questi 3 carabinieri, il cordoglio personale, quello del Ministero della Cultura nella sua interezza, una tragedia che colpisce nel cuore il senso dello Stato e della responsabilità civica, quindi una tragedia, lo ripeto, queste sono le parole utilizzate dal Ministro Giuli, che hanno un peso specifico in questo momento, che colpisce nel cuore il senso dello Stato e della responsabilità civica. I carabinieri non sono soltanto un presidio di sicurezza, ma anche un riferimento fondamentale per la cultura della legalità, che è parte viva della nostra democrazia. Ai feriti tra le forze dell'ordine, tra i civili coinvolti nell'esplosione, va la nostra vicinanza più sincera, insieme alla riconoscenza per chi ha affrontato con dedizione e coraggio una situazione di grave pericolo. Così dunque il Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Fra poco mi raggiungerà in studio anche il direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli per commentare questo fatto che lascia esterrefatta un'intera comunità, che, come dicevamo, interroga sull'attività che quotidianamente viene svolta dai militari dell'Arma dei Carabinieri. Tra l'altro Chiara Gaiani dalla redazione di Padova mi dice che il Piffari, il maresciallo Piffari, viveva a Trebaseleghe, ma appunto la famiglia è in Lombardia. Bernardello risiedeva ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, da Pra a Padova. Quindi uomini che vivevano sul territorio, che operavano sul territorio e che si sono sacrificati per quello che Sbrollini, poco fa la senatrice Sbrollini, ha definito dramma sociale, un dramma sociale, quello di questi 3 fratelli, che è terminato con un gesto di follia, di pazzia, chiamatelo come volete, poi sarà l'inchiesta a definire i termini corretti della vicenda. Resta chiaramente uno shock senza se e senza ma. Vi dico che fra poco saremo in grado anche di avere delle testimonianze nuove che sta raccogliendo il nostro Francesco Ratai, e quindi saremo in grado fra poco anche di darvi ulteriori dettagli, di farvi sentire le persone che erano sul posto, che conoscevano questi 3 militari, che con loro hanno lavorato e che con loro hanno operato anche in una notte che difficilmente dimenticheranno. Bernardello, il carabiniere Bernardello e il carabiniere Dapra facevano parte di un'aliquota particolare dei carabinieri API, aliquota di pronto intervento, che in Veneto, mi spiega sempre Chiara Gaiani da Padova, solo la compagnia di Padova, ed è chiamata per interventi speciali o in caso proprio di barricamento. Sono le squadre che entrano in azione appunto quando
quando le cose si mettono male, quando bisogna intervenire non solo sul fronte della pubblica sicurezza, ma anche per mediare, per parlare con interlocutori difficili e spesso, come in questo caso, rischiosi, pericolosi. Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, già Presidente del Consiglio, siamo affranti dalle terribili notizie che arrivano dalla provincia di Verona, dove hanno perso la vita 3 carabinieri mentre svolgevano il loro lavoro. Ci stringiamo attorno al dolore dei cari e dei loro colleghi dell'Arma. Siamo vicini agli agenti delle forze di polizia, ai vigili del fuoco rimasti feriti nella terribile esplosione mentre svolgevano il loro servizio con professionalità e dedizione. Così il leader del Movimento 5 Stelle. Tutti stanno esprimendo il loro cordoglio per quanto successo, è una notizia scioccante da tutti i punti di vista e poteva andare anche peggio, visto l'altissimo numero di feriti, codici rosso che comunque ci sono stati, feriti che sono stati trasportati nei vari nosocomi della provincia scaligera, Borgo Trento, Borgo Roma, Negrarra. Direttore, grazie di essere qui in un momento così delicato, tragico per il Veneto, per il Nord-Est, per l'Arma dei Carabinieri, per l'Italia intera. È stato un risveglio amaro. Davvero una tragedia che come si suole dire, si poteva evitare. Intanto noi siamo intervenuti subito con i nostri inviati, come sempre Media Nord-Est è sempre sul posto, in tempo reale andremo avanti e racconteremo tutto quello che c'è da dire in questa vicenda. Adesso, Christian, si stanno ovviamente così inanellando vari commenti, il cordoglio, il dolore, la costernazione, ed è normale che sia così, però bisogna anche dire che questi sono uomini, e parlo delle forze dell'ordine, di cui poi alla fine si parla solo in queste circostanze. Quando ogni giorno siamo per esempio costretti, per quanto riguarda la cronaca, a raccontare fatti che riguardano direttamente i cittadini. Mi riferisco in particolare ai furti nelle abitazioni, nelle imprese. Ogni giorno non facciamo che i carabinieri sono sempre lì, tentano di fare il possibile, si fanno in 4 per cercare di risolvere queste situazioni, per intervenire su questo e altro, sui reati contro il patrimonio, le persone, le baby gang, e sono lasciati in pratica senza strumenti per combattere questi livelli di criminalità. Non solo, intervengono anche quando non siamo di fronte a casi veri e propri di cronaca nera, di malviventi scatenati perché hanno già il loro... No, qui siamo di fronte a una perquisizione alla ricerca di ordigni in una zona che era già stata al centro della loro attenzione, perché, come dicevi tu, avevano già riempito questo casolare di gas per evitare lo sfratto. Quindi c'erano non solo i carabinieri, c'erano i vigili del fuoco, insomma c'erano tutti coloro che in questi casi devono intervenire. Ma non bastano i mezzi, non bastano gli uomini a disposizione. Continuiamo a ripetere che soprattutto i militari dell'Arma hanno bisogno di rinforzi. È arrivato qui mesi fa il ministro degli interni Piantedosi, ha annunciato un aumento della videosorveglianza, ma la videosorveglianza serve per rintracciare i delinquenti a cose fatte, quando scappano in genere, e il più delle volte tornano
nei loro paesi di origine, nei paesi dell'est. Quindi per perseguire tutto quello che devono seguire da questo punto di vista, su questo fronte, poi devono intervenire anche su altri reati, anche preventivi in questo caso, e si trovano ad operare probabilmente in maniera non adeguata, con mezzi non adeguati, con tempi che devono essere per forza ridotti, perché poi hanno da controllare tutto il territorio. Sono pochi e sono male attrezzati. Non si può combattere con le cervotane contro chi usa i bazooka, questo per quanto riguarda la criminalità, per poi ritrovarsi a dover intervenire anche in queste situazioni dove in genere provvedono gli artificieri, dove ci sono anche molte persone, molti tecnici che sono addetti a queste operazioni, erano lì in pochi, probabilmente senza i tempi necessari per compiere questa operazione così come avrebbero dovuto, ed è accaduto l'irreparabile. Adesso è troppo tardi per piangere, per pensare alle famiglie delle vittime, ai molti feriti. Su questo sarebbe bene che, oltre al cordoglio, il governo, Giorgia Meloni, che è intervenuta stamattina, il Presidente della Repubblica ha espresso il suo cordoglio, insomma si dia da fare perché le forze dell'ordine in Veneto e in altre regioni siano dotate ripeto, dei mezzi e degli uomini necessari e indispensabili. Che siano messi nelle condizioni di operare. Intanto alle 11:30 nella sala consiglio della Direzione Generale Borgo Trento, dell'ospedale Borgo Trento a Verona, si terrà un punto stampa in cui il direttore sanitario, la dottoressa Matilde Carlucci, farà una sintesi delle prime operazioni di soccorso ed assistenza ai feriti dell'esplosione. Quindi ci collegheremo in diretta. Daniela Sizia con Edoardo Paris sta raggiungendo Borgo Trento, perché anche quello è un fronte che va monitorato. 3 deceduti, oltre quasi una ventina di feriti. Poteva andare peggio, perché questo è il tema, poteva avere delle conseguenze ancora più devastanti questa esplosione, direttore. E poi tu dicevi una cosa estremamente giusta: noi raccontiamo il Veneto, raccontiamo i problemi di sicurezza che ci sono, raccontiamo degli assalti in villa, dei commandi, dei furti, ma poi c'è tutta questa attività dedicatissima, specializzata di contrasto ai fenomeni anche di degrado sociale, che sono interventi estremamente professionali, estremamente specializzati, e qui servono risorse, tante risorse, sia umane sia economiche. Non c'è dubbio, guarda, questo è anche il tasto del degrado e del disagio e della salute mentale. Io non conosco i fatti così abbastanza bene per esprimere giudizi su queste persone, ma certo era una famiglia di persone instabili, di persone che evidentemente, avendo già provato a minacciare riempiendo il casolare di gas in altri periodi, erano persone da tenere sotto controllo, non solo dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza. E qui bisogna chiedersi, come è accaduto anche quando ci furono i suicidi degli imprenditori, se c'è un'assistenza adeguata in casi in cui imprenditori, professionisti che si trovano magari con uno sfratto esecutivo o che sono costretti a chiudere l'azienda perché tartassati dalle tasse, se non ci siano dei meccanismi che possano prevenire la disperazione e quanto poi segue, no? Quanto poi di tremendo può seguire qualora queste persone non abbiano più, non riescano più a controllare i propri gesti, le proprie azioni. A volte sono uomini e donne che perdono completamente di vista quella che è la
quella che è una possibilità di uscita da questi drammi e che poi arrivano a gesti estremi, perché qui ovviamente l'obiettivo era salviamoci ed eventualmente la facciamo finita pur di non farci portare via dal nostro casolare. Il casolare e l'azienda erano probabilmente per questi fratelli il luogo in cui sono nati, cresciuti, il loro unico motivo esistenziale, e nel momento in cui hanno visto tutto questo sogno sfumare, crollare, hanno deciso di compiere un gesto. Di compiere dei gesti eclatanti che a loro giudizio probabilmente avrebbero potuto evitare quello che temevano, cioè la perdita della loro attività. E poi sullo sfondo c'era questa vicenda privatistica tra fratelli, quindi c'era già una tensione tra loro. Prima abbiamo riportato per stralci anche un'intervista rilasciata un anno fa da Franco Ramponi all'Arena di Verona a seguito degli attimi concitati che già si erano vissuti in quel casolare, perché lo ripeto e penso che poi diventerà elemento di discussione. A ottobre c'era stata una prima irruzione delle forze di polizia in questo casolare. In quel caso i fratelli avevano minacciato di farsi saltare in aria con il gas, quindi esattamente un anno fa, adesso non so il giorno, ma comunque nell'ottobre del 2024. Nel novembre del 2024, in una seconda occasione, due in particolare erano saliti sul tetto. Cioè, capisci, ci sono persone che sono così ormai a un livello tale di disperazione dalle quali ci si può aspettare di tutto, per cui preventivamente noi dovremmo avere in questa regione delle strutture che possano farsi carico di queste situazioni, e soprattutto quando si ha a che fare con psicolabili, persone che hanno problemi psichiatrici, persone che improvvisamente perdono la testa per situazioni analoghe a questo. Bisogna che ci siano delle strutture che possano in qualche modo intervenire ed evitare il peggio. Siamo continuamente di fronte ad episodi di cronaca dove ci sono persone che sono mentalmente, a dir poco mentalmente instabili, che sono libere di circolare, che hanno in questi anni commesso hanno compiuto tantissimi reati, hanno persone che vengono lasciate danni. Sole fondamentalmente. Persone che vengono lasciate sole, soprattutto i familiari di queste persone. Familiari che queste persone sono a carico di famiglie che devono provvedere a tutto, che non hanno i mezzi per provvedere, che dovrebbero sottoporli a cure ma non ce la fanno, e poi succede quello che abbiam visto anche recentemente, cioè anche delitti provocati pensiamo all'accoltellatore di Chioggia, cioè uno prende una turista a caso, una turista tedesca appena arrivata a Chioggia e la coltella. Questo era uno da ricoverare da tempo e da curare bene, insomma, no? Quindi la questione è, direttore, la sicurezza va intesa sempre a 360 gradi e la sicurezza in un momento sociale così delicato, perché lo è un momento sociale delicato, non può prescindere dal tema della salute mentale. Anche la salute mentale è una questione di pubblica sicurezza. Pochi giorni fa c'è stata la giornata della salute mentale, la giornata internazionale. È una questione di pubblica sicurezza. Assolutamente, è una questione di pubblica sicurezza totalmente, perché sono persone squilibrate, persone che sono in preda a crisi di vario genere, persone che dovevano essere curate molto tempo prima a provocare questi danni. Io credo che qui ci sia stata un'involuzione, proprio una spirale di follia, di rabbia, di odio, di sentirsi portare via magari la propria attività in persone che non sono strutturate, che non hanno delle difese, che non sono assistite da psicologi o da psichiatri in certi casi, possono fare questo e altro. Per cui davvero, come dicevi tu, è già, poteva essere un bilancio ancora più grave, ma voglio dire, peggio di così in ogni caso
non si poteva andare, nel senso che tre morti, tre carabinieri che lasciano le loro famiglie, 15 feriti, insomma, davvero una situazione inaccettabile sotto tutti i punti di vista. E ci sono poi le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha commentato sui propri canali social. Giorgia Meloni, reduce dall'incontro di Sharm el Sheikh: con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di 3 carabinieri e del ferimento di altri 13 tra militari dell'Arma, vigili del fuoco e polizia a seguito di un'esplosione avvenuta durante un'operazione di sgombero nel Veronese. Il mio cordoglio, dice Meloni, e quello del governo vanno ai familiari delle vittime. Ho voluto esprimere personalmente la mia vicinanza al comandante generale dell'Arma in una telefonata, estendendola a tutti i carabinieri. Un pensiero va anche a tutte le forze dell'ordine e ai vigili del fuoco che ogni giorno operano con dedizione e coraggio al servizio dello Stato. Ai feriti rivolgo l'augurio di una pronta guarigione. Il ringraziamento va al personale sanitario e a tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità. Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda che ci richiama al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve l'Italia e i suoi cittadini. Tu, direttore, dici c'è il cordoglio, giusto il cordoglio, ma probabilmente devono seguire anche dei fatti. Sì, insomma, come sempre la politica, cioè, si predica bene ma si razzola male. Adesso non voglio dire che ci siano stati compiuti sempre e comunque degli errori, ma si interviene sempre in ritardo. Adesso stiamo qui a piangere 3 uomini dell'Arma dei Carabinieri, a sperare che i feriti non siano in condizioni gravi e che ce la possano fare, ma è questione di prevenzione, è come con cambiamenti climatici, no? Quando poi abbiamo le alluvioni, le bombe d'acqua, gli allagamenti, le case distrutte dall'acqua e dal fango, allora si dice dovevamo fare un altro bacino di laminazione, come sta accadendo, come è accaduto anche recentemente in Toscana e in Emilia Romagna. No, bisogna evitare di promettere e di intervenire ed agire. Questo è il compito della politica, cioè anche adesso in vista delle regionali, tante promesse, tante parole, e poi però alle parole devono seguire i fatti, questo è altro. Allora, ci colleghiamo. Io ti saluto allora, direttore. Grazie a te, grazie davvero per queste tue riflessioni. Grazie Luigi Baccialli, direttore di Media Nord-Est. E noi ci colleghiamo adesso con Edi Caliman, che si trova a Zero Branco. Prima abbiamo sentito al telefono Luca Durighetto, il sindaco di Zero Branco, per una prima reazione, una prima testimonianza, perché a Zero Branco aveva operato una delle vittime, il luogotenente carica speciale Marco Piffari. Edi, buongiorno da Zero Branco. Cristian, buongiorno a te. Sono, come dicevi, in compagnia del sindaco Luca Durighetto, proprio perché Marco Piffari, 56 anni, deceduto nell'esplosione di questa mattina nel Veronese, ha perso la vita. Era stato anche maresciallo della caserma dei Carabinieri proprio qui a Zero Branco. Il sindaco ci diceva poco prima che ci dassi la linea, Cristian, che era una persona che comunque qui in caserma conoscevano tutti e aveva un forte legame anche col territorio, motivo per cui anche la caserma poi si è legata tutta al territorio. Sindaco. Sì, diciamo che storicamente gli elementi, quindi i carabinieri che vivono qui in caserma, che lavorano qui in caserma, hanno per fortuna un ottimo rapporto col territorio, e Marco era uno di quelli che forse più ha agevolato questo rapporto. C'è stato anche da parte dei colleghi attuali o che sono passati per questa caserma in queste ore, insomma, un cordoglio unanime e il riconoscimento non solo della capacità professionale, che è stata da parte di tutti appunto riconosciuta e rilevata, ma anche delle capacità e delle qualità umane della persona. A volte purtroppo si tende sempre, come dire, a ricordare in maniera eccessivamente positiva una persona. Ecco, in questo caso invece la persona meritava il valore non solo del professionista e del carabinieri, ma soprattutto quello umano è emerso in queste ore in maniera
importante. Ecco. Sindaco, era stato maresciallo, ci diceva, dal 2008 al 2012? Sì, è stato maresciallo qua a Zero Branco e per un periodo anche vicecomandante, quindi un ruolo di responsabilità che gli ha permesso senz'altro di crescere professionalmente, ma che lui ha ricoperto nella piena capacità e, come dicevamo prima, insomma, con riconoscimento anche da parte dei colleghi delle qualità, e devo dire appunto un punto di riferimento anche per tutta la nostra comunità. Ricordiamo, Cristian, che Marco Piffari era originario del Bresciano e attualmente viveva a Trebaseleghe, era in servizio nella squadra operativa speciale di Mestre, motivo per cui questa mattina si trovava proprio in quel luogo nel Veronese a eseguire un'operazione così delicata come quello sfratto, proprio perché faceva parte di un reparto speciale dedicato anche a questi casi così appunto delicati. Sindaco, lei ci ha detto che comunque in mattinata ha sentito anche i colleghi, che cosa le hanno detto? Sì, alcuni di loro, tra cui il comandante, insomma, aveva anche lavorato e operato assieme a lui, quindi anche qui appunto il riconoscimento e il cordoglio che naturalmente ha sconvolto tutta la stazione, ma dall'altra parte anche però il ricordo di una persona eccezionale, un collega come mi è stato riferito appunto al comandante, un collega eccellente, quindi credo che questo riconoscimento, insomma, per quanto purtroppo in un momento così di cordoglio, però valga la pena essere sottolineato, perché la capacità e le qualità riconosciute al carabiniere, purtroppo al maresciallo, almeno da questo punto di vista forse possono aiutare a far capire che tipo di persona fosse. Poi tra l'altro l'episodio su cui adesso si sta cercando di far luce, le cause di questa esplosione, sono quanto di più lontano uno si immaginerebbe, immagino, al mattino quando esce di casa per andare a compiere il proprio lavoro, il proprio mestiere ogni giorno. Insomma, io ho la fortuna di poter parlare con i ragazzi della stazione carabinieri qua di Zero, ma come qualsiasi altro carabiniere, come qualsiasi altra forza dell'ordine, e credo che ognuno abbia l'obiettivo di fare al meglio il proprio lavoro, ma di tornare a casa alle proprie famiglie la sera. Quindi episodi come questo sconvolgono e lasciano un vuoto incolmabile. Sindaco, la ringrazio innanzitutto. Noi prima di ridarti la linea, Cristian, volevamo solo accennarti al fatto che Marco Piffari doveva essere assegnato a breve in una missione all'estero, invece la sua vita si è spezzata proprio questa notte intorno alle 3 del mattino. Cristian. Edi, grazie per aver raccolto sul posto a Zero Branco la testimonianza del sindaco Luca Durighetto, grazie a te, e Nicoletta Rizzetto. Allora, fra pochissimo saremo in grado di farvi sentire le testimonianze raccolte questa mattina da Francesco Ratai sul posto con Valentina Vigentin, che avete già visto, e Cristian Roque Alende. Fra un quarto d'ora circa, poco meno, ci collegheremo anche con l'ospedale Borgo Trento, perché ci saranno delle comunicazioni, andrà aggiornata la situazione dei soggetti feriti. Diciamo che vi abbiamo dato diversi numeri sul numero delle persone coinvolte, diciamo che sono tra le 15 e le 20, ma appunto poi speriamo di avere dettagli ulteriori da parte della direttrice sanitaria dell'ULSS Scaligera, macchina dei soccorsi dell'emergenza che ha operato e che sta tuttora operando a pieno regime. Potete immaginare lo sforzo dei nosocomi veronesi nell'accogliere circa una ventina di feriti. Insomma, la macchina è sicuramente sotto stress, ma poi vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso, mentre vi continuiamo a mostrare le immagini girate sul posto. Vedete il dispiegamento di uomini e mezzi, vigili del fuoco, carabinieri, c'è sul posto la scientifica per tutte le indagini
del caso. I fronti aperti sono molteplici perché c'è un'emergenza ancora in evoluzione ed è quella che riguarda i feriti. Nessuno sarebbe in pericolo di vita, ma comunque ci sono dei soggetti diversi ricoverati in codice rosso, quindi in situazione inizialmente grave. Ci sono poi tanti feriti di media gravità e lievi, ma anche loro dovranno essere supportati. C'è poi l'aspetto psicologico, umano, sociale, quindi servirà anche una vicinanza di questo tipo, non solo dal punto di vista medico. Quindi c'è la macchina dell'emergenza, c'è la macchina poi della messa in sicurezza, perché il sito va bonificato e messo in sicurezza. In quella casa c'erano delle bombe Molotov, questo è stato confermato dal procuratore capo di Verona, che è arrivato chiaramente sul posto, che ha parlato di una vicenda incredibile, di un dolore terribile, e poi appunto c'è la macchina delle indagini, quindi tre i fronti: macchina sanitaria, assistenza ai feriti, la messa in sicurezza del sito di questo casolare e poi le indagini affidate alla scientifica. Siamo in grado di farvi sentire le prime testimonianze raccolte dal nostro Francesco Ratai. Che persone erano? Guarda, proprio mi dicono che erano un po' particolari. Ecco. Non è la prima volta che fanno? No, perché l'anno scorso sono stati una giornata sul tetto, perché era la prima volta che magari gli mandavano lo sfarato così, e adesso quest'anno è fatto questo disastro. C'è un dolore anche per le vite perse di questi carabinieri? Più che altro per quello, cavoli. Era gente che non voleva affari con nessuno. Guarda, non voglio dire niente, no, lascia stare, lascia perdere. No, ma è solo per capire. C'è anche dispiacere di queste tre vite. Bravo. Più che mi dispiace sono quelle tre famiglie lì. Sì, abitanti del paese, ecco, erano qua a Casteldalzano, sono nati qua a Casteldalzano, qua in via San Martino. Quello che mi dicono le voci che ho sentito è che erano comunque persone un po' particolari. Sì, erano un po' persone che si sono isolati, diciamo, dal resto del paese, vivevano un po' come dei eremiti, questo, però sono sempre stati supportati anche dal comune, da quando c'ero io, anche ad adesso dall'attuale amministrazione. Addirittura gli avevano già procurato anche un appartamento per andare via da questa casa che era stata sequestrata, ecco. Loro avevano paura per gli animali, immagino. Ma più che altro avevano un legame talmente forte con la loro casa che già anche l'anno scorso avevano tentato un'altra volta di farla saltare, perché ha detto piuttosto di andare via saltiamo noi con la casa, invece purtroppo ci ha rimesso della brava gente, dei bravi poliziotti, dei bravi carabinieri. Far morire tre carabinieri così nel loro lavoro è disumano proprio. Quello sicuramente, i carabinieri, dispiace per quello. La situazione era brutta da quello che ho letto, però per i carabinieri è terribile. Quindi arrivano quelle che sono delle conferme da parte dei vicini di casa, dei residenti di questi tre fratelli. Fra poco avremo altre testimonianze, avremo altri contributi sempre raccolti da Francesco Ratai sul posto, e fra 10 minuti all'incirca saremo in grado di collegarci con l'ospedale Borgo Trento per tutti gli aggiornamenti sulle condizioni di salute dei feriti, perché appunto il bilancio è di 3 carabinieri morti, 15 feriti circa tra militari dell'Arma, poliziotti e vigili del fuoco. Questo è il tragico bilancio dopo l'esplosione di questo casolare avvenuta nelle prime ore del mattino alle 3 a Casteldalzano, che è un piccolo comune a sud di Verona, dove 3 fratelli
avevano saturato i locali con il gas per evitare di venire sfrattati. Le vittime, lo ripeto, sono il luogotenente Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello, il brigadiere capo Valerio Dapra, che assieme alle squadre speciali dell'Arma stavano intervenendo per sgomberare l'edificio che vedete, pignorato da anni e dal quale dovevano venire evacuati i tre, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori, allevatori da tempo, alle prese con problemi finanziari e ipotecari, e lo stesso Franco di fatto un anno fa lo aveva confermato anche al giornale L'Arena, perché la vicenda già aveva creato scalpore un anno fa, c'erano già state delle minacce, c'erano già stati degli atti dimostrativi. Lo sgombero era stato infatti programmato da giorni, lo sgombero di questa notte, dopo vari tentativi negli ultimi anni, mai andati a buon fine, anzi, come vi dicevo, con precedenti minacce di farsi saltare in aria. Così sono stati fatti arrivare sul posto carabinieri dei reparti speciali e agenti dell'UOPI, specializzati in azioni antiterrorismo. La casa era però già satura di gas e l'esplosione è stata innescata all'apertura della porta d'ingresso, che ha investito le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che stavano facendo irruzione. L'intero casolare di 2 piani è crollato, travolgendo i militari e gli agenti. Lo vedete quell'immobile accartocciato su se stesso. Grazie Francesca Pezzo e Simone Merlo dalla regia. Impressionante, è stata una esplosione, una vera e propria deflagrazione. Quindi il crollo che ha travolto in pieno i 3 militari rimasti uccisi e poi appunto gli altri operatori che erano sul posto e che sono stati poi trasportati nei nosocomi del Veronese. Sul posto erano già presenti anche i vigili del fuoco, che sono intervenuti immediatamente, ma per i 3 carabinieri non c'è stato nulla da fare. Nell'esplosione, così riporta l'ANSA, sono rimasti feriti altri 11 carabinieri, 3 poliziotti e un vigile del fuoco, tutti ricoverati appunto negli ospedali del Veronesi. Dei 3 fratelli Franco è scappato è scappato ed è stato poi trovato e fermato poco lontano. Maria Luisa e Dino sono ricoverati ma non in pericolo di vita e sono piantonati in ospedale. Stiamo valutando se effettivamente c'è strage, valuteranno i carabinieri, sicuramente è un omicidio premeditato e volontario. Secondo i carabinieri non c'è dubbio, le parole del procuratore di Verona Raffaele Tito. Ma mi dicono dalla regia, dice Francesco Ceron, che abbiamo un secondo blocco di testimonianze sempre raccolte sul posto dal nostro Francesco Rattai. Andavo a scuola con uno. Con chi? Con Dino Ramponi. Che persona era? Particolari, diverse dagli altri. Persone particolari, hanno mai dato segni strani? L'anno scorso, che sono andati, è venuto fuori anche servizio sull'Arena di Verona, che è venuto fuori l'ufficiale giudiziario per come si dice, per mandarli via, e loro sono andati sul tetto e hanno riempito una stanza di gas. Poi non so, si sono accordati, non so, con i servizi sociali. Loro erano in attesa dei servizi sociali, capisci? Erano in attesa di una casa, però loro non volevano un appartamento, loro volevano, diciamo, un rudere con la stalla per le mucche. Questa notte è stato svegliato da cosa? Da un botto? Da cosa? Da un botto. Ma com'era sto botto? Abbastanza forte. Ma come una bomba, non... No, perché quel botto lì credevo che fosse temporale, pensati. Non era proprio forte. E quando è uscito di casa lei ha visto tutti i carabinieri, polizia, vigili del fuoco? Così. E cosa ha provato? Cosa ha sentito? Niente, con ancora le gambe che trema. Li vedevo quando passavo in bicicletta, che accudivano lì bestiame, ma
si vedeva che era in uno stato pietoso. So che hanno tentato ancora l'anno scorso di chissà inzuppare i vestiti di benzina, perché non gli accettava che portasse via il patrimonio che aveva, insomma. Vi do altre dichiarazioni del procuratore di di Verona, Raffaele Tito, che ha parlato con i cronisti, poi forse riusciremo a collegarci ad avere l'intervista di Daniela Sizzia. L'unica cosa che possiamo dire, dice il procuratore di Verona, è che l'esplosione probabilmente è venuta al piano di sopra, non al piano di sotto, spiega Tito, sottolineando che sono state trovate 5-6 bombole. Abbiamo le body cam, aspettiamo di avere qualche dettaglio, aggiunge. Prima dell'esplosione gli operatori hanno sentito un fischio, probabilmente delle bombole che venivano aperte, anche questo un elemento, quindi non solo la deflagrazione, non solo l'odore, ma anche un fischio, un sibilio che segnalava appunto l'apertura di queste bombole. E poi c'è il cordoglio di tutte le istituzioni, a partire da quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato e si è rivolto al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Generale Salvatore Luongo. Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di 3 carabinieri, dice invece la Premier Giorgia Meloni, reduce da Sharm el Sheikh. Il mio profondo cordoglio e quello del governo vanno ai familiari delle vittime, insieme alla vicinanza commossa all'Arma, che ha espresso appunto anche lei in una telefonata al comandante generale Salvatore Luongo. Desidero rivolgere, dice sempre Meloni, un sincero augurio di pronta guarigione ai feriti appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ringraziare il personale sanitario e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità. Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda. Ma abbiamo un altro collegamento, c'è la nostra Chiara Gaiani, mi dicono da San Giorgio delle Pertiche, un'altra comunità sconvolta dal dolore, perché poi questi uomini non solo operavano sul territorio, ma vivevano sul territorio, avevano delle famiglie, quindi si piangono in queste ore dei professionisti specializzati, si piangono dei compagni di lavoro, ma si piangono anche dei padri di famiglia, degli amici. Ci colleghiamo con Chiara Gaiani, la vedo pronta da San Giorgio delle Pertiche. Buongiorno Chiara. Sì, Christian, buongiorno a tutti i telespettatori. È un giorno triste, di grandissimo dolore. Vivevano e lavoravano in provincia di Padova 2 dei 3, in realtà tutti e 3 vivevano poi in provincia di Padova e a Padova. I carabinieri rimasti uccisi questa mattina. A San Giorgio delle Pertiche viveva Davide Bernardello, il sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella è con noi e lo ringrazio per essere con noi. È un giorno tristissimo questo per tutta la vostra comunità. Un risveglio difficile quello di questa mattina per San Giorgio delle Pertiche, in particolar modo per la comunità del paese di Arsego, che ha preso la notizia drammatica della scomparsa di Davide, un ragazzo quasi coetaneo con me, quindi lo ricordo fin da bambino, dai tempi delle elementari e le medie, cresciuto in paese con noi, un ragazzo, uno di noi, che ha fortemente voluto intraprendere la carriera con l'Arma dei Carabinieri, quindi vestire la divisa della Benemerita dopo aver un'esperienza nell'esercito. Oggi questo risveglio con una notizia così ci lascia sgomenti, tristi e anche un po' di rabbia perché insomma quello che è successo fa davvero pensare.
Ecco, Davide Bernardello era un carabiniere altamente specializzato, faceva parte di un'aliquota di pronto intervento, ce n'è solo una in Veneto ed opera con la compagnia di Padova. Era davvero un professionista attento, innamorato del suo lavoro. Abbiamo capito che lei addirittura lo conosceva fin da bambino. Ci racconta chi era Davide Bernardello? Era un ragazzo per bene, un ragazzo semplice, un ragazzo solare, un ragazzo umile, ecco, sempre disponibile. Io lo ricordo, come dicevo prima, fin da ragazzino, una persona cresciuta in paese assieme a noi, quindi un ragazzo di una generazione che ha voglia di rimboccarsi le maniche, voglia di darsi da fare. Pensate che lui da giovanissimo scelse di arruolarsi con l'esercito, poi fortemente la scelta di vestire la divisa dei carabinieri, e un percorso insomma che l'ha portato a intraprendere questa carriera con l'alta specializzazione che giustamente dicevi, ma sempre con i piedi e le radici ben solide qua in paese dove c'è la sua famiglia, ecco. Quindi oggi per noi è un giorno veramente tosto. Questa mattina ho portato il saluto e soprattutto le condoglianze della comunità alla famiglia, al papà Freddy, alla mamma Maria Rosa, al fratello, alla fidanzata, e in momenti così ci sono anche poche cose da dire, perché il modo in cui ci ha lasciati lascia, come dicevo prima, questo grande vuoto, e soprattutto lascia un grande interrogativo se è giusto perdere 3 persone in questa maniera qua, soprattutto per motivi legati a uno sfratto, una vicenda economica che in questa maniera, insomma, vabbè, non aggiungo altro, dico solo che c'è un grande senso di vuoto oggi nel nostro paese, e speriamo che la giustizia faccia il suo corso per dare un riscontro a quello che è successo. Noi siamo molto tristi oggi. Sindaco, so che è molto presto, immagino che però già stiate pensando a un modo per ricordare Davide Bernardello, per ricordare i suoi colleghi, per ricordare questo grande senso del dovere, questo attaccamento alla divisa che hanno giovani persone come Davide. Assolutamente sì, il suo esempio è un esempio che non va solo commemorato, onorato, ma che va appunto portato soprattutto alla giovane generazione. Davide era un ragazzo che aveva, come dicevo prima, voluto fortemente questo lavoro, e vestire la divisa dei carabinieri, servire lo Stato, ed è drammatico che abbia perso la sua vita, ecco, in questa maniera, servendo l'Arma dei Carabinieri, servendo la nazione. E quindi insomma la sua persona racchiude quei valori, e anche, vorrei dire, racchiude un esempio che dobbiamo onorare e tramandare alle generazioni, soprattutto ai più piccoli. Nei prossimi giorni nel paese ci sarà la fiera di Arsego, un appuntamento a cui Davide non mancava mai. Per noi era anche spesso un'occasione per ritrovarci, per raccontarci l'evoluzione delle rispettive vite. L'avevo incontrato giusto appunto un anno fa in occasione della fiera, e quest'anno mancherà non poterlo rincontrare e non poter scambiare 2 parole, 2 chiacchiere con lui. Però credo che anche già in occasione della imminente fiera di Arsego ci sarà un momento giusto per ricordarlo in maniera ufficiale, e poi credo che dovranno esserci delle iniziative, delle attività che sicuramente metteremo in campo, proprio perché l'esempio suo sia spiegato, raccontato, e con la speranza che quei valori che lui incarnava possano essere tramandati alle future generazioni. Ecco, Christian, davvero nelle parole del sindaco, che ringraziamo, Daniele Canella, tutto il dolore di una comunità che in questo momento si stringe alla famiglia di Davide Bernardello, ma anche ai 2 colleghi che hanno perso la vita, con il pensiero a chi adesso è in ospedale, sta lottando per salvare la sua vita. E ringrazio Alessandro Costacurta che ci sta seguendo in questo momento per la collaborazione tecnica. Se non hai altre domande, per ora ti restituisco la linea. Chiara, è assolutamente prematuro, ma già prima ne abbiamo parlato anche con il governatore del Veneto Luca Zaia.
È immaginabile un lutto cittadino, un lutto regionale? So che si sta già appunto ragionando in questi termini. Il collega mi chiedeva se è già immaginabile, Sindaco, un lutto cittadino, un lutto regionale. Ma assolutamente sì, noi come amministrazione aderiremo a quelle che saranno le forme che l'Arma dei Carabinieri e il Ministero dell'Interno vorranno intraprendere per onorare la memoria di questi 3 carabinieri morti sul lavoro e in particolar modo per onorare la memoria del nostro concittadino. Adesso aspettiamo solo di capire come e quando si terranno le esequie, ma ecco, la nostra comunità è particolarmente scossa e quindi aderire a questo momento con lutto cittadino è il minimo che dobbiamo alla memoria di Davide. Ecco, immagino che voi vi state sentendo anche con i vertici dell'Arma, con il comando provinciale in queste ore. Sì, l'Arma è presente, la grande famiglia dell'Arma dei Carabinieri è presentissima in questo momento di dolore. Già da questa mattina molto presto le massime autorità dei Carabinieri del territorio erano già a casa della famiglia di Davide e sono rimasti là per tutta la mattina, quindi questo a significare che a perdere un figlio non è stata solo la famiglia Bernardello, non è stata solo la comunità di Arsego, ma anche tutta l'Arma dei Carabinieri che ci racconta di un'Italia bella, di un'Italia fatta di giovani che hanno valori come Davide, quindi una grande famiglia a cui anche noi come Comune San Giorgio e Pertiche vogliamo stringerci. Ecco, Cristian. Posso chiederti un'ulteriore riflessione, perché prima ne abbiamo parlato anche con il direttore Bacialli di queste situazioni di disagio sociale e mentale che diventano questioni anche di pubblica sicurezza. In questo i carabinieri e i sindaci sono chiamati ad uno sforzo quotidiano. Com'è la situazione, come la percepisce il sindaco Canella e che analisi si sente di fare in un momento così delicato? Sì, allora il collega mi chiede situazioni di disagio di tipo sociale che purtroppo insomma sfociano in tragedie simili, coinvolgono spesso i carabinieri ma anche voi sindaci. Che tipo di riflessione si sente di fare in questo momento? Ricorderete 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, a Santa Giustina una persona si è barricata in casa, minacciava di far saltare tutto. Santa Giustina in Colle è a 3-4 chilometri da qua. Situazioni del genere ce ne sono parecchie purtroppo e voi sindaci siete in prima linea a fianco alle forze dell'ordine. Assolutamente sì, le situazioni purtroppo che si ripetono, si raccontano di casi sociali, di un substrato di difficoltà sociale che contraddistingue anche purtroppo il nostro territorio, anche nel nord Italia. Ci sono situazioni drammatiche che vanno affrontate e la fortuna come sindaci è che possiamo sempre contare su professionisti ovviamente del mondo delle forze dell'ordine, tra questi i carabinieri, tra questi Davide, e possiamo contare anche su professionisti del mondo della sanità e quindi sono tutti gli operatori dei vari reparti di psichiatria e dei reparti socioassistenziali. Il problema è che non sempre si può prevedere laddove la pazzia umana arrivi a generare situazioni come quella che oggi ha portato a perdere la vita 3 persone che sicuramente erano formate e pronte per intervenire in situazioni difficili come quella quella di stanotte. È difficile dare una risposta alla tua domanda, però con lo stesso senso del dovere con cui i nostri 3 carabinieri questa notte hanno fatto l'intervento che li ha portati a perdere la vita, ogni giorno operano nei territori tante persone in sinergia che rappresentano quello Stato che dobbiamo comunque continuare a difendere, che è uno Stato fatto di diritto, di doveri, che è uno Stato fatto di leggi, che è uno Stato fatto di giustizia, ecco. Quindi episodi come quello di oggi ci lasciano tanto rammarico in bocca, ma ci raccontano anche di un'Italia, delle istituzioni, di un mondo legato ai servizi sociali che comunque è presente nel territorio e deve fare la sua parte, purtroppo come è successo oggi anche a rischio della propria vita. Ecco, abbiamo sentito anche la sua grande commozione, la sua emozione. Immagino sia stato difficilissimo varcare il cancello della casa di Davide Bernardello stamattina, sindaco.
Non è stato per nulla semplice, però ecco, è doveroso abbracciare una famiglia, la famiglia di un ragazzo che non meritava questa fine. Cristian, hai sentito come davvero, insomma, attraverso le parole commosse del sindaco, che è coetaneo di Davide Bernardello, ci siano le parole commosse di tutta la comunità, come anche le nostre, di operatori che facciamo questo lavoro e che abbiamo dei contatti anche frequenti con le forze dell'ordine, a cui credo vada anche davvero il nostro grande messaggio di affetto, di vicinanza, di gratitudine per il lavoro che svolgono con coraggio, con fierezza ogni giorno. Chiara, io ti ringrazio, grazie a te e Alessandro Costacurta per la parte tecnica e al sindaco Canella che conosceva personalmente il carabiniere morto nella notte nel veronese. Sconcerto, dolore, lutto, l'atto di indicibile efferatezza criminale che ha assassinato 3 carabinieri, anche residenti e operanti nella nostra provincia di Padova, mi lascia senza parole, dice il sindaco di Padova Sergio Giordani. La mia più forte vicinanza va all'Arma dei Carabinieri e alle famiglie di militari uccisi. Ora serve giustizia. Questo il messaggio diffuso poco fa dal sindaco di Padova Sergio Giordani. Colleghi stimati e amati dai colleghi, afferma il segretario Antonio Serpi, segretario del sindacato SIM dei Carabinieri. Amati, quindi parliamo di carabinieri molto amati dai colleghi che prestavano servizio a favore delle comunità. Hanno onorato, dice Serpi dal sindacato, l'uniforme con umiltà, dedizione e altruismo fino all'estremo sacrificio. Il dolore per la perdita dei nostri 3 colleghi è profondo e colpisce tutta la famiglia dell'Arma. Siamo vicini con commozione e rispetto alle famiglie dei militari deceduti, ai colleghi feriti e a tutti coloro che in queste ore stanno operando tra le macerie con il consueto coraggio e spirito di servizio. È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi, da parte mia c'è un dolore incredibile. Le parole invece che vi ho riletto più volte questa mattina perché sono significative, perché pronunciate dal procuratore capo di Verona Raffaele Tito, che è giunto sul posto dell'esplosione. Forse fra poco riusciremo anche a farvelo sentire, perché sul posto dell'esplosione adesso sta arrivando anche Daniela Sizia con Edoardo Paris, mentre la nostra Valentina Visentina con Cristian Roque Alende fra poco dovrebbe collegarsi da Borgo Trento, dove dovrebbe iniziare a breve la conferenza stampa, il punto stampa dell'ULSS Scaligera, che darà tutti gli aggiornamenti sulle condizioni di salute dei feriti. Sono tra una quindicina e una ventina i soggetti che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche nei nosocomi della provincia di Treviso, non solo in quelli cittadini, Borgo Trento, Borgo Roma, quindi negli ospedali cittadini di Verona, ma anche a Negrarra. Dovevamo eseguire, ha aggiunto Tito, un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie Molotov. Carabinieri e polizia hanno cercato di agire in massima sicurezza e con tutte le attrezzature necessarie, ma l'esito è stato inaspettato e molto doloroso. Anche questo è un aspetto, ci siamo soffermati su questo con il direttore Luigi Bacialli. Era un blitz programmato, un'irruzione che vedeva una vera e propria task force entrare in azione in questo casolare che doveva essere sgomberato. C'era appunto un decreto di sgombero, una vicenda giudiziaria molto complessa, molto complicata, una vicenda anche di natura privatistica che vedeva protagonisti i 3 fratelli Ramponi, 2 fratelli e una sorella. Il clima a quanto pare era teso anche tra fratelli, ma di fatto ce lo hanno confermato anche le testimonianze raccolte sul posto dal nostro Francesco
Ratai. Ora si indaga per omicidio volontario premeditato, plurimo chiaramente, e non si esclude che presto questo capo di imputazione possa essere tramutato in strage. Al momento l'accusa è nei confronti di tutti e tre i fratelli, Franco, Dino e Maria Luisa. La donna era all'interno dell'abitazione al momento della deflagrazione, mentre i due uomini erano probabilmente all'esterno, e anche per questo si sono dati alla fuga. Uno è stato bloccato nell'immediato, l'altro invece è stato fermato dopo alcune ore, almeno così si apprende al momento, ma probabilmente nel corso della giornata ci saranno delle dichiarazioni ufficiali. Il mosaico si sta componendo, questo mosaico tragico e complesso per certi versi, perché come vedete anche dalle immagini sul posto sono ancora in corso i rilievi della scientifica, ci sono i vigili del fuoco, sono circa una trentina quelli impegnati, perché si sta mettendo in sicurezza tutta l'area. Parliamo di una Santa Barbara. All'interno di questo casolare c'erano delle molotov, c'erano degli esplosivi, c'erano forse delle armi, quindi per arrivare ad una deflagrazione di quel tipo siamo forse ben oltre il mero ordigno artigianale fatto al momento. In verità gli stessi fratelli già un anno fa avevano minacciato di farsi saltare in aria. Di bilancio terribile parla il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Al momento dell'accesso forzoso fatto a questo appartamento, ha riferito lo stesso Piantedosi, i testimoni raccontano che è stato subito visibile l'odore del gas e c'è stata la deflagrazione. Si parla anche di un fischio, di un fischio, quindi non solo l'odore acre ma anche il suono che preannunciava questa violentissima esplosione. La deflagrazione, il punto di esplosione sarebbe da ricercare ai piani rialzati, e quindi anche per questo, come vedete dalle immagini che vi stiamo proponendo girate da Christian Roque Allende, la struttura si è accartocciata su se stessa, quindi c'è stata questa esplosione ma anche implosione, perché la struttura è implosa al suo interno, non lasciando scampo a questi tre carabinieri, Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. Lo potete vedere anche dall'infografica dell'ANSA.it, noi vi stiamo mostrando chiaramente la foto di tutti e tre questi uomini insieme, così appunto l'apertura, l'home page dell'ANSA nazionale. E ci sono poi le parole di Guido Crosetto, che in realtà è stato tra i primi a intervenire questa mattina, non potrebbe essere altrimenti visto che il Ministero della Difesa, l'Arma dei Carabinieri fa capo al Ministero della Difesa. Crosetto che dice: con immenso dolore ho appreso stamattina della tragica scomparsa di questi tre carabinieri, desidero rendere onore alla memoria appunto del luogotenente Marco Piffari, del carabiniere scelto Davide Bernardello e del brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà. Allora, io in attesa di collegarci con le colleghe che stanno arrivando sul posto, allora Daniela Sizia fra poco rientrerà in diretta dal luogo dell'esplosione con Edoardo Paris. Valentina Visentin ha raggiunto, e fra poco saremo in grado di entrare in diretta, ha raggiunto Borgo Trento, l'ospedale, per gli aggiornamenti di tipo sanitario, ma io vi rifarei sentire le testimonianze raccolte da Francesco Ratai, perché in questo momento queste testimonianze ci raccontano di una
realtà complessa, di una realtà che poi ha portato a questo epilogo. Tragedia annunciata, è presto per dirlo forse, perché chiaramente ci sono tanti elementi ancora da mettere insieme, però è un sospetto. Sentite queste testimonianze raccolte da Francesco Ratai, risentiamole. Andavo a scuola con uno. Chi? Con Dino Ramponi. Che persona era? Particolari, diverse dagli altri. Persone particolari, hanno mai dato segni strani? L'anno scorso, che sono andati, è venuto fuori anche servizio sull'Arena di Verona, che è venuto fuori l'ufficiale giudiziario per come si dice, per mandarli via, e loro sono andati sul tetto e hanno riempito una stanza di gas. Poi non so, si sono accordati, non so, con i servizi sociali, loro erano in attesa dei servizi sociali, capisci? Erano in attesa di una casa, però loro non volevano un appartamento, loro volevano, diciamo, un rudere con la stalla per le mucche. Questa notte è stato svegliato da cosa? Da un botto? Da cosa? Da un botto. Ma com'era sto botto? Abbastanza forte. Ma come una bomba, non... No, perché quel botto lì credevo che fosse temporale, pensati. Non era proprio forte. E quando è uscito di casa lei ha visto tutti i carabinieri, polizia, vigili del fuoco? Così. E cosa ha provato? Cosa ha sentito? Niente, con ancora le gambe che trema. Li vedevo quando passavo in bicicletta, che accudivano lì bestiame, ma si vedeva che era in un stato pietoso. So che hanno tentato ancora l'anno scorso di sviluppare vestiti di benzina, perché non gli accettava che portasse via il patrimonio che aveva. Insomma. Che persone erano? Guarda, proprio mi dicono che erano un po' particolari. Ecco. Non è la prima volta che fanno? No, perché l'anno scorso sono stati una giornata sul tetto, perché era la prima volta che mai gli mandavano lo sfarato così, e adesso quest'anno è fatto questo disastro. C'è un dolore anche per le vite perse di questi carabinieri? Più che altro per quello, cavoli. C'era gente che non voleva fare con nessuno. Guarda, non voglio dire niente, no, lascia stare, lascia perdere. No, ma è solo per capire. C'è anche dispiacere di queste 3 vite. Bravo. Più che mi dispiace sono quelle 3 famiglie lì. Sì, abitanti del paese, ecco, erano qua a Casteldalzano, sono nati qua a Casteldalzano, qua in via San Martino. Quello che mi dicono le voci che ho sentito è che erano comunque persone un po' particolari. Sì, erano un po' persone che si sono isolati, diciamo, dal resto del paese, vivevano un po' come dai eremiti questo, però sono sempre stati supportati anche dal comune, da quando c'ero io, anche ad adesso dall'attuale amministrazione. Addirittura gli avevano già procurato anche un appartamento per andare via da questa casa che era stata sequestrata. Ecco. Loro avevano paura per gli animali, immagino. Ma più che altro avevano un legame talmente forte con la loro casa che già anche l'anno scorso avevano tentato un'altra volta di farla saltare, perché ha detto piuttosto di andare via saltiamo noi con la casa, invece purtroppo ci ha rimesso della brava gente, dei bravi poliziotti, dei bravi carabinieri. Far morire 3 carabinieri così nel loro lavoro è disumano proprio. Quello sicuramente, i carabinieri, dispiace per quello, la situazione era brutta da quello che ho letto, però per i carabinieri è terribile. Queste le testimonianze raccolte sul posto da Francesco Ratai, che danno un quadro preciso della situazione, raccontano uno spaccato di disagio familiare, disagio che
è arrivato a tanto, e quindi a questa esplosione e alla morte di questi 3 carabinieri, Marco Piffari, Valerio Daprà, Davide Bernardello, carabinieri specializzati che provenivano dai comandi di Mestre e di Padova, uomini che vivevano e lavoravano nel territorio, per il territorio, al di là di ogni facile retorica. Tante le attestazioni di cordoglio. Abbiamo cominciato questa mattina con le parole del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Vi do le ultime dichiarazioni del Ministro Guido Crosetto, le ha fatte poco fa a margine del Forum internazionale dell'agricoltura in corso a Roma. Crosetto dice: tutte le volte che c'è una tragedia di questo tipo piangiamo e ci inchiniamo a queste persone che sono morte mentre facevano il loro dovere, ma purtroppo con la pazzia, così come con il terrorismo e qualunque tipo di incidente, non è possibile prevenire la drammaticità di questi eventi. Così dice Crosetto, che dice anche un'altra cosa specifica: le loro famiglie non saranno lasciate sole perché fanno parte della grande famiglia della difesa. Per il resto, su quello che si può fare, punire le persone che hanno fatto quest'atto incommentabile e scellerato. Queste le parole pronunciate poco fa dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. Noi ci fermiamo qualche istante, siamo in diretta ininterrottamente dalle 9:17 per raccontarvi di questa tragica pagina di cronaca, che è una pagina di vita, di operatività. Ritorniamo fra 4 minuti esatti, un po' di pubblicità e poi ripartiamo anche con le altre notizie della giornata. Tra l'altro Valentina Visentin mi dice che fra pochissimo avrà in diretta anche il personale sanitario, faremo il punto sui feriti, quindi fra pochissimo rientriamo in diretta.